preziosa che possa esistere. Vive d'ombra e dà la luce, tormento e pure pace, inferno e paradiso d'ogni cuore. Love is a mighty splendor thin, come il sole, più del sole, tutti ci illumina. È qualcosa di reale che incatena i nostri cuori. Amore, meraviglioso vive d'ombra e dà la luce, tormento e pure pace, inferno e paradiso d'ogni cuore. Sì, questo amore splendido, come il sole, più del sole, tutti ci illumina. È qualcosa di reale che incatena i nostri cuori. Amore meraviglioso, Buon San Valentino a tutta questa grande famiglia di Media Nord-Est, di Rete Veneta, di Sveglia Veneti, a tutte quelle donne e a tutti quegli uomini che tutte le mattine veramente incontriamo, salutiamo. Io veramente dico grazie, ma voglio salutare in particolare Gabriella e tutte le Gabrielle che in questo momento stanno facendo delle battaglie molto importanti per la loro salute. Io sono convinta che ce la faranno a uscire dal tunnel, un tunnel anche molto profondo, ma queste guerriere sono sicura che ce la faranno, perché molte di loro hanno la fortuna di avere dei figli meravigliosi, dei mariti meravigliosi, dei compagni meravigliosi. Perciò a queste donne e a tutte le donne, anche a quelle che non ci sono più, un grande buon San Valentino da Mirella e da tutta Media Nord-Est. Ma ci saranno delle sorprese meravigliose questa mattina. Vi ho fatto delle sorprese perché lo meritate. Tutti meritiamo di staccare la spina oggi, di vedere, anche se è un venerdì, di solito il venerdì è triste, non so, il venerdì si piange, invece noi oggi dobbiamo sorridere. E prego tutti gli uomini in ascolto di dare una carezza, di dare un bacio, un abbraccio. Non servono tante cose. A noi donne serve un po' di gentilezza, di carezze, di coccole anche a volte, perché non si invecchia mai per questo. E vi presento subito una gradita ospite che ringrazio perché ha portato dei pensieri bellissimi per i nostri ospiti questa mattina. Ecco, perciò Media Nord-Est con Mirella Tuzzato e Nicoletta Pesce premieranno questi ospiti che avremo questa mattina, perciò ringrazio Nicoletta Pesce, che è anche imprenditrice, che è presidente Imprese Unite,
per questo gentile pensiero che ha avuto, perché oggi bisogna usare la gentilezza, la cortesia e il rispetto. Allora grazie veramente Nicoletta Pesce. Parliamo proprio di San Valentino, Nicoletta. Grazie a te per l'invito come sempre. San Valentino, la festa degli innamorati a 360 gradi, perché quando si parla di amore si parla di amore per il compagno, il marito, per i figli, per tutte quelle persone che hanno bisogno di amore, quindi la necessità di amore, e l'amore deve circolare, l'amore è fare bene e essere anche propositivi, quindi un buon San Valentino veramente a tutti. Senti Nicoletta, com'è stato? Questo devi ancora vedere, sapere, perché appena iniziato questa mattina devi ancora aprire il negozio, vedere chi entra. Ma parliamo dell'anno scorso, ad esempio, chi entra il giorno di San Valentino e cosa regalano e cosa chiedono? Diciamo che San Valentino negli anni è un po' cambiato, perché una volta c'era così, diciamo, non mi ricordavo che oggi era San Valentino. Oggi lo prepariamo abbondantemente prima, nel senso che comunque anche gli allestimenti delle vetrine, ricordatevi che tra un po' è San Valentino, lo cominciamo a fare una quindicina di giorni prima. Quest'anno gli allestimenti luminosi che abbiamo fatto nella città di Treviso, dentro il centro storico, sono stati installati a metà gennaio, quindi giusto per non far dimenticare San Valentino, ma anche per coinvolgere quello che è il significato del San Valentino, quindi amore, che ne abbiamo veramente bisogno tutti i giorni, non solo oggi. E chi entra e chi esce con qualcosa, tutti gli innamorati, ma può essere anche il nonno per i nipoti, ed è una cosa bellissima, perché dicono regalo sì a mia moglie, però voglio fare qualcosa ai nipoti. Ed è una cosa che all'inizio faceva un po', diciamo, strano, diverso. Adesso siamo quasi, non dico nella normalità, ma non ci stupiamo così tanto. Quindi il vedere l'amore, che non è solo un amore con appunto il partner che si ama, un amore più esteso, più ampio, è una visione che gratifica chi capisce bene di amore. Che cos'è l'amore? Quello che vendiamo, quello che ho visto con i colleghi anche, è una preparazione alla cena di San Valentino, quindi stasera grandi cene, ci saranno sicuramente scambi di fiori, scambi di cioccolatini, che sono le cose che, i pupazzetti, le cose che i ragazzini cominciano a regalare alle ragazzine. E anche questo è un bellissimo segno, perché noi parliamo di ragazzi e ci vengono in mente subito i ragazzi in forma negativa. E invece? E invece ci sono la maggioranza, per fortuna, io direi un 90, non dico 99, ma il 90% di ragazzi che hanno rispetto per le ragazze. Parliamo dei maschi verso le femmine, ma anche l'opposto ovviamente, ma siccome la negatività è sempre il maschio verso la donna, puntualizzerei proprio il fatto che i ragazzini vanno, e oggi se uno passa davanti a una scuola superiore vede i ragazzini che portano il fiore, perché è successo tante volte anche l'anno scorso in tante scuole. Io ho l'attività commerciale davanti al liceo artistico, quindi un pochino di sondaggio così li vedi, sono bellissimi, sono emozionanti quasi, e poi parlando nei giorni successivi con gli incontri che si fanno, rapporti con le mamme che ho, è bello sentire, ma sai che 15 anni, 16 anni si sono regalati il pupazzetto, cioè è il simbolo che, ripeto, non deve essere solo oggi, come non deve essere la festa della donna solo l'8 marzo, ma vedere questi ragazzini che hanno questa sensibilità, ti offro il panino fuori a mezzogiorno perché poi alla sera sono troppo piccoli, ovviamente, perché 16-17 anni per fortuna nella normalità hanno delle regole, qualcuno per fortuna, però questi simboli d'amore, questi simboli di rispetto reciproco sono belli. Nei negozi le aspettative sono sempre qualcosina in più di quello che poi si svela la realtà, però insomma bisogna anche un po'. Senti Nicoletta, ecco. E come diciamo persone femminili invece che oggi regalano al loro compagno, al loro marito, al loro uomo, al loro figlio, ci sono queste persone che entrano per ricordare San Valentino al loro compagno? Parimenti agli uomini. Ma dai. L'uomo e la donna si regalano allo stesso modo.
non c'è una distinzione che è l'uomo che regala, anzi forse oserei dire che la donna aspetta il San Valentino e ovviamente vendendo gioielli è più facile che una donna regali un bracciale all'uomo piuttosto che un mazzo di fiori. Quindi per me è più facile nella mia attività vedere donne che entrano per fare il regalo all'uomo. Ma di più la collanina, il braccialetto, cos'è che è più di tendenza? Ad esempio quest'anno? Anelli. Avete L'uomo capito? regala l'anello, lo regala volentieri, regala questo simbolo d'amore che non ha età e allora i ragazzini più giovani magari fanno il piccolo solitario, piuttosto, ma proprio il simbolo del solitario, che sia in oro con diamante o che sia nelle forme più semplici, più economiche in argento, però il simbolo dell'amore lo cercano e vogliono regalarlo. Non c'è un trend. Ecco, io posso dire che la donna regala più volentieri un bracciale, questo sì, perché magari l'uomo, anche se ne ha 10, ormai li porta un po' come le donne, però l'uomo regala tanto volentieri l'anello sempre. Senti Nicoletta, un'altra cosa, perché la Mirella è curiosa, anche voi a casa, ma nel momento che entrano li vedi emozionati quando chiedono, oppure tu li metti davanti queste bellezze che hai dall'anello, sono emozionati nel scegliere, perché nel momento che scelgono pensano alla persona alla quale deve essere regalato questo oggetto. Sì, sì, ed è un regalo completamente diverso dal regalo che vengono a scegliere a Natale, per esempio, che tante volte si affidano proprio al nostro consiglio, non so cosa regalare. A San Valentino sono più presi, sono più concentrati, sono più pronti alla scelta, ma è una scelta che probabilmente, almeno da quello che rispecchiano le richieste poi, che hanno ponderato da tempo, cioè loro sanno già cosa vogliono, cioè è proprio un simbolo con tutte le sue sfumature, ma è proprio un simbolo scelto. Noi possiamo consigliare un articolo piuttosto che un altro, magari per forme tecniche, chiedendo che lavoro fa la moglie e magari giusto per dare un consiglio più tecnico che altro, però no, scelgono loro scelgono e lo fanno, e vedi che è una scelta preparata. Allora noi diciamo, io e Nicoletta Pesce, a tutti gli uomini che sono a casa, ma anche alle donne uscite, quello che potete, fate un pensierino, ecco, chiamiamo un piccolo pensierino, non serve tantissimo, ma anche una piccola cosa, guardate che sarà apprezzatissima. Se non lo avete mai fatto, iniziate questa mattina. Io dedico questa puntata a San Valentino, avete sentito con quale bella voce, con quale canzone abbiamo aperto questo venerdì di San Valentino, perciò uscite, prendete un pensierino e fate una giornata particolare, staccate la spina e voletevi bene. Abbiamo Rinaldo in linea, vai Rinaldo! Ciao Mirella. Ciao! E auguri a tutti gli innamorati per San Valentino. Mia 10 marzo, faccio 77 anni, 67 anni e matrimonio, 57 anni e matrimonio. Insomma, te che hai detto 77, 67, 57, quanti sei? 57. Ah, ok. E ve voglio dire che tutte quelle parole in inglese non serve niente. Se è vero, anche a scrivere, a dire che te voglio bene in Veneto, dammi dov'hai, non occorre tanto, basta un segno che ti vuol bene e soprattutto rispettarla per sempre, non da domani a sabatare. L'amore, quello che ti provi per una persona, dopo che discorsi di tanti anni che sono insieme con mia moglie, ma non ho mai avuto battaglie, a parte che ho sempre lavorato, andavo dove che volevo, ma non facevo robe strane. Arrivo a Treviso 50 anni fa e sono sempre venuto, ma ho sempre lavorato, io non ho mai lavorato perché con 3 fiori e stavo a casa e mi attirai i grandi e tutte le soddisfazioni che ti danno nella vita, che dopo tutte le robe che ti trovi che ti danno una certa età, perché da giovane ancora ti pensi poco, ma adesso che ti danno una certa età, che ti sei insieme con una donna da tanti anni, ti trovi ancora più bene prima, per il fatto che è pegati la grande, è pegata aiutata dappertutto, insomma ti
gli dà una vita, tante robe che avete fatto insieme e questo se Dio e volersi bene e vi fa una bella vita, accontentarsi soprattutto per quello che c'è. Rinaldo, fermati un attimo. Allora, dedica un pensiero, una parola a tua moglie. A mia moglie? Sì. Cosa posso dire? Lo so. Cara Loredana, ti sei la mamma di miei figli, siamo insieme da tanti anni, speriamo che la salute ne porta a altri 10-15 anni insieme e che ti risparmi prima di te, perché sei un dolore grande. E alle donne che ti stanno ascoltando, come le saluti? Signore, ragazzi, volete bene, che vita, dovete viverla, non battaglie, avremo già basta battaglie per i fatti nostri. Bisogna la vita goderla con tua moglie, con tua morosa, con tua amante, con chi ti vuoi, rispettarla. Beh, con l'amante noi altre donne insomma non siamo mia massa d'accordo, Rinaldo, te gaforà, Rinaldo. Comunque grazie Rinaldo, grazie, andiamo a vedere allora questi innamorati, i Buranelli, perché ho detto che oggi sarà un venerdì dedicato all'amore, alla gentilezza, ai baci, alle carezze. Appuntamenti. Il maltempo che a luglio ha colpito la Marca non aveva risparmiato nemmeno il salice piangente dei Buranelli. Lo scorcio amato dai trevigiani torna alla sua bellezza originaria con la piantumazione di un nuovo albero. È una ripiantumazione importante, più che altro simbolica, perché ormai tutti gli altri alberi li abbiamo riportati a dimora, anche con tipologie diverse per resistere alle intemperie. Era uno dei simboli di Treviso, il salice degli innamorati dei Buranelli, che la furia del vento di quello che è stato un evento meteo straordinario aveva abbattuto. Vento che aveva sferzato il cuore della città di Treviso. Tra le zone più danneggiate, la penisola del Paradiso, cui alcuni alberi sono stati letteralmente sradicati. Abbiamo ricevuto incredibilmente tantissime telefonate, perché è chiaramente uno scorcio bellissimo di Treviso, però certo è il valore simbolico, vorrei ricordarlo, perché vale tanto quanto un albero nei quartieri, dove sono presidi di bellezza anche nei quartieri di Treviso, però è chiaro che chi si sposa qui o chi vuole passare un momento con la propria innamorata o il proprio innamorato sicuramente ritroverà un salice a cui i trevigiani tengono molto. A donare il salice Centro Marca Banca, da sempre attenta alla realtà cittadina e che per prima ha voluto occuparsi della sistemazione di un angolo romantico e caratteristico di Treviso. Gli innamorati avranno ancora una volta un salice su cui baciarsi e ricordare un momento felice della giornata. Allora, Nicoletta, cos'è che dicono, specialmente anche i turisti quando entrano nel tuo negozio? Perché io ho avuto ospite tempo fa una tassista che ha detto che rimangono incantati della nostra città. Non immaginerebbero di trovare una città così bella, anche se ultimamente, devo dire la verità, qualcosa scricchiola, tanti negozi chiusi, serrande abbassate, costi impossibili veramente se non si riesce a vendere. Prego Nicoletta. Il problema è un problema tangibile e reale, quello degli affitti, quello della poca frequentazione ultimamente del Treviso Centro Storica, voluta da mille cose, non diamo la, tra virgolette, colpa a qualcuno o a qualcosa di particolare, è un insieme di fattori. È vero che Treviso è bellissima, Treviso si fa innamorare anche se non vuoi. Tutti i commercianti, perché ci impegniamo tutti tantissimo nell'allestimento dei negozi, nella tenuta del proprio plateatico, che sia plateatico di bar o plateatico nell'inteso come fronte negozio, per la pulizia, per l'arricchimento con dei fiori, con qualcosa che comunque allieti il passaggio delle persone che frequentano Treviso. In quest'ultimo periodo, appunto, come dicevo prima, ci sono questi cuori luminosi che danno un po' di calore, perché non è solo il simbolo degli innamorati, ma è un simbolo di Treviso che ormai sono tanti anni che esiste questo cuore bellissimo, adesso l'abbiamo moltiplicato, sono 6 cuori presenti grandi e sicuramente chi viene a Treviso trova una bellissima città, accogliente, sì. Pronta al commercio anche, bisogna sempre sistemare la questione parcheggi, perché non è vero che non ci sono parcheggi,
ci sono delle sfumature sui parcheggi che dobbiamo andare a mirare e a sistemare, e questo è un progetto che al quale stiamo lavorando, e quindi spero di avere buone notizie e buone novità che non mi permetto oggi di annunciare, però nel prossimo imminente futuro, quindi entro marzo, ci saranno sicuramente delle novità anche sui parcheggi, in maniera che Treviso, anche da chi è al di fuori, non è ancora entrato, perché chi entra si lascia già conquistare da Treviso, ma è chi la vede da fuori che magari la nomea del non trovo parcheggio, ci sono i ragazzini che disturbano i passanti. Non è vero. I parcheggi ci sono, i ragazzini li abbiamo fatto capire in tutti, perché è un dovere del cittadino, non solo di chi l'amministra, non solo di chi la governa, far vedere che Treviso è una città di persone e non di bande, e non è a disposizione degli incivili in generale, di qualsiasi età, e dobbiamo essere tutti responsabili della salute di Treviso, quindi ci stiamo adoperando anche su questo. Livio da Padova, ciao caro Livio. Mirella, ciao, un saluto alla tua ospite e buon San Valentino. Grazie. A tutte le donne e a voi in particolare, tu e la tua ospite. Grazie. Io dedico questo giorno alla mia povera mamma che mi ha lasciato quando avevo 2 anni, e la dedico a lei perché quello è il mio amore più grande che purtroppo ho perso e non ho mai conosciuto. Ecco, vi saluto e grazie. Ma aspetta Livio, ma un altro amore io so che tu ce l'hai. Io? Sì, non hai una figlia? Sì, ho 2 figli. Ah, 2 figli. Vedi che Mirella si ricordava? Sì. E a lei e a loro cosa dici? Sì, a loro, certo che li voglio bene, sono un amore, però il mio più grande era la mia mamma che mi ha lasciato purtroppo a 2 anni. Anzi, volevo chiedervi un consiglio, a te in particolare, che sia il caso che gli telefoni, gli mandi un messaggio per San Valentino alle mie figlie. E direi proprio di sì, guarda, direi proprio di sì, anzi assolutamente sì, assolutamente sì. Assolutamente, va bene. Magari andare anche al cimitero a ricordare chi non c'è più, tutti assieme, questa grande donna che anche se eri piccolissimo il nome mamma ti emoziona ancora e ti fa ricordare che era il tuo amore più grande. Io non l'ho conosciuta perché a 2 anni non avevo ancora la coscienza, diciamo, no? Però resta sempre nel mio cuore, insomma. Vi saluto e grazie. Ecco, ricordati soprattutto di fare questi pensierini, questi saluti, veramente, perché vedrai che saranno graditissimi, Livio. Allora andiamo a vedere cosa succede invece nelle carceri, queste carceri che sono diventate stanze dell'amore. Andiamo a Padova. Spazi privati in cui ritrovarsi lontano da occhi indiscreti per godere di qualche momento di intimità con il proprio partner. Le hanno già ribattezzate le stanze dell'amore per i detenuti. Il carcere 2 Palazzi di Padova sarà il primo penitenziario d'Italia dove verranno create. La sperimentazione dovrebbe partire a breve, sono già previsti sopralluoghi per posizionare dei piccoli prefabbricati mobili tipo dei container in un'area verde del cortile dell'Istituto di Pena padovano. Nel 1998, quando è nato Ristretti Orizzonti, e il primo tema affrontato era proprio questo, la negazione della sessualità, ma anche quindi una affettività proprio molto ridotta come quella nelle carceri, no? Quindi era proprio uno dei primi temi che noi abbiamo trattato e che da anni continuiamo a trattare, perché io devo dire che non ci speravo più, e forse se non ci fosse stata la Corte Costituzionale probabilmente la politica non avrebbe fatto nulla. La svolta per far partire questo progetto pilota è stata la sentenza numero 10 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha stabilito l'illegittimità del divieto di colloqui intimi tra detenuti e familiari. La frenata sulle stanze dell'amore però arriva dal sottosegretario alla giustizia, il padovano Andrea Ostellari. Non esiste alcuna autorizzazione specifica riguardante la casa di reclusione 2 Palazzi di Padova o altro istituto in Italia a proposito delle cosiddette stanze dell'amore, dice Ostellari. Sarà costituito un tavolo di lavoro per approfondire la questione. Ogni eventuale iniziativa verrà intrapresa dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria. Le carceri hanno bisogno di serietà, non di propaganda, conclude Ostellari. Negare
alle persone detenute la sessualità e quindi anche molto gli affetti significa una desertificazione affettiva, e la Corte Costituzionale invita i direttori a fare tutto il possibile per attuare questa cosa, prima anche in assenza di una legge. Quindi non è che qua si parla di propaganda, si parla di una realtà imposta dalla Corte Costituzionale. Allora donne, preparatevi, mi raccomando, quando rientrano i vostri mariti che non vi trovano coi bigodini, con le ciabatte e coi calzini, per cortesia oggi fatevi belle e siate anche un po' sexy, ogni tanto non fa male, l'età non c'entra niente, la sessualità è un'altra cosa, la sessualità non ha età, l'avete sentita cosa ha detto questa direttrice illuminata del carcere di Padova, perciò ascoltate la Mirella, preparatevi. Siate bellissime oggi, guardatevi allo specchio. Sapete che la Mirella dice ma vi guardate allo specchio, lo dico anche ai politici. Ecco, oggi dico alle donne guardatevi allo specchio e lo dico anche agli uomini, guardatevi allo specchio. Chi entrerà nel cuore di questa donna oggi, durante la giornata, anche questa sera magari? Ecco, prima di fare forse una sbirciatina allo specchio per vedere lo sguardo che avete, che sguardo darete alla vostra compagna, magari anche di una vita che vi aspetta, magari preparandovi anche qualcosa di eccezionale oggi, perché noi siamo così. È vero Nicoletta? Cosa dici? Sì. Ecco, che consiglio dai Nicoletta? Io sono una persona da 1000 consigli, ma perché poi li metto anche in pratica. E dico che anche chi dice ma io non ho soldi perché questo mese è la bolletta del gas, tutte scuse perché basta un biglietto con una frase romantica scritta, fatevi aiutare da Google se non avete idee, ma anche il semplice ti amo classico in italiano, te voglio bene, come ha detto il Signore prima in dialetto, fatelo come volete. Alle donne cosa possiamo consigliare? Che anche se cenano a casa, il tavolo deve essere preparato con un fiore al centro tavola che si recupera in giardino, con quel servizio buono che tiriamo fuori solo quando ci sono gli ospiti, e anche se si è solo in due, magari anche di un'età dove... Un po' di intimità non fa mai male. Sì, non avete la vestina giusta, ma mettetevi in camicia da notte sexy, che sicuramente una sottoveste l'avete nei cassetti. Sì, la sottoveste è la più sexy, ecco, l'indumento più sexy che non tramonta mai, presentato bellissimo, in sottoveste dai vostri uomini questa mattina, sarà una cosa bellissima. Non ho sentito? Abbiamo Giusy in linea, vai Giusy, mettiti la sottoveste Giusy stasera. La sottoveste sarà 50 anni che non la porto più. Però ce l'hai. Sì. Vabbè. Allora, buongiorno a voi. Allora Mirella, è bello quando il tuo ragazzo o tuo marito ti fa qualche regalo. Ho sentito qualche fidanzata che obbliga a fargli l'anello perché insistono anche davanti ai suoi amici che non ne ha ancora fatto l'anello, ma io se devo avere un regalo per chiederlo, ma Santa Maria Madonna non ce la faccio a fare quelle figure là. Se lui ha voglia di farmi un regalo me lo fa senza chiederlo, ma tante davanti ai suoi amici chiedono ma non ha ancora fatto l'anello, ma non mi porta di qua, ma non mi porta di là. Io chiedo solo la pace familiare, la salute e non servono tanti regali costosi. Basta un vasetto di primule, dico così, si può fare anche di più, però non c'entra niente il regalo, questo voglio dire. Perché se ti fai regalo che dopo litighi e fai qui e lì, assolutamente no. Aspetta, perché Alfonso che ha fatto un cazzo. Appunto Alfonso, ascolta cosa dice la Mirella. Giusy, cosa regali Alfonso oggi? Sì, aspetta perché non la capio. No, lo chiedo a te, cosa regali a Alfonso oggi? Alfonso oggi mi porta fuori a mangiare qualcosa. Una pasta asciutta con le vongole. Andate a fare un pranzetto intimo oggi, bello Giusy. Ma tu cosa regali Alfonso? Lo sta cambiando il discorso, tu cosa regali Alfonso? Una maglietta, non so cosa, mi ha toccato portare in Rio perché non era il colore che mi piaceva e neanche a misura. Ho detto mi tomi.
Vi saluto. Giusy troppo forte. Grazie cara Giusy, veramente un buon San Valentino a te. Un grande abbraccio anche a Alfonso. Sai Alfonso, con questa donna energica che hai a fianco, vedrai che lunga vita a te e a Giusy. E a questo punto dobbiamo andare in pubblicità perché c'è una sorpresa bellissima. Rimanete fermi e vedrete cosa vi farò vedere questa mattina. Pubblicità. Che le ragazze. Guardate chi c'è vicino a me, c'è Nina Salvadori. Ciao Nina, e indovinate chi è anche presente con Mirella questa mattina, che veramente sono strafelice, Tommaso Andretta. Ciao Tommaso, finalmente ci vediamo di persona, vero Tommaso? Che ti ho sempre visto in televisione. E pensate cosa hanno fatto questi ragazzini? Perché per me sono ragazzi, tanto Tommaso ha detto io sono un ragazzino. Nina un po' meno, Nina ha detto a me piace star bambina, è bello essere bambina, è vero Nina? Poi crescerò, poi vedremo, perché la figura femminile è meglio che rimanga bambina per tanto tempo. Però c'è la mamma Veronica, che eccola qua, che sta arrivando, che ha portato una cosa. Guardate Veronica, ciao Veronica cara, grazie, grazie Veronica, grazie, guardate cosa hanno portato alla Mirella. Grazie ragazzi, grazie. Allora, iniziamo, perché loro hanno fatto una cosa speciale, aiutati naturalmente dalle loro mamme, hanno fatto dei disegni, ma leggeranno anche una poesia e la dedicheremo a tutte le persone che ci stanno guardando, perché oggi è un giorno importante, è una giornata importante, è la giornata dell'amore, delle coccole, delle carezze, dei baci. Sorridi Nina, è vero, quanto bello è ricevere coccole, baci, carezze, dimmi Nina. Ti piace ricevere le coccole? I tuoi genitori te le fanno? Più la mamma o il papà? La mamma. La mamma ti fa le coccole? A te piace avere le coccole? E a te Tommaso piacciono le coccole, sì. I baci? Sì. Ancora prima di finire, sì, tanto, ma tanto. E chi è che ti fa più coccole? Guarda, è la mamma, vedi? Ecco, perché Mirella fa queste domande, lo dico agli uomini, ascoltate questo che dico. Ascolta Tommaso, cos'è per te oggi sapere di venire qui dalla Mirella, essere in televisione, portare anche dei disegni? Allora, spiegami il disegno che lo facciamo anche vedere, permesso Nina? Ecco qua il disegno di Tommaso. Allora, dimmi, sei contento di essere qui dalla Mirella? Tommaso? Davanti alle telecamere che a casa ti stanno guardando? Sei contento? Sì. Sì. E questo disegno cosa rappresenta, Tommaso? Perché hai fatto questo disegno? Vai, tranquillo, Tommaso. Per San Valentino. Per San Valentino. E cosa hai disegnato, Tommaso, per San Valentino? I genitori. Sì. E io. Sì. Che ci vogliamo bene. Che vi volete bene, caro, sentite i bambini, se li lasciate parlare li ascoltiamo qualche volta. Senti Tommaso, vedo che hai adoperato il colore rosso. Perché hai adoperato il colore rosso, Tommaso? Del cuore. È il colore del cuore, ma che bella. Ascolta Tommaso, un'altra cosa, ad esempio oggi San Valentino è un giorno importante, lo conoscete, ecco la mamma te l'ha spiegato? Che è la giornata dell'amore. Tommaso, guarda che Tommaso sta guardando la Veronica, la mamma. No, però te lo spiega la Mirella. Allora oggi sarà una giornata particolare che l'abbiamo dedicata a tutte le persone, non dividendo, ma a tutte le persone, sia uomini che donne, che ragazze e ragazzi, che bambine e bambini, perché è una giornata speciale. Allora, prima di dare questo pensiero da parte di Nicoletta Pesce a questi due meravigliosi ragazzini, vediamo lo spot, perché poi vorrei fare una domanda a Nina e a Tommaso. Allora guardate lo spot che adesso andrà in onda. Come ti chiami? Pietro. Fulvio. Domenico. Quanti anni hai? 11. 9 e mezzo. 7. 8. Che vuoi fare da grande? Il pompiere. Il calciatore. Il pasticcere. Il poliziotto. Il pizzaiolo. Perché? Perché
voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace inguagliare. Salvo le persone. Che non piace la pizza. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono. Le sue scarpe, le sue mani, i suoi occhi, i suoi capelli. Se in civiltà sono i capelli. Tutto. Sarebbe lei, bambina. Grazie. Ti fidanzerei. E ora falle una carezza. Falle una boccaccia. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. Oh. Ce la do. No. No. No? E perché no? Perché? Lei è femmina. Non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare? Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza. Perché sono contraria alla violenza. Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto. Oppure con un mazzo di fiori. Dalle un bacino. Te lo posso dare sulla bocca o sulla guancia? Ma quanti belli sono i nostri bambini. Allora, partiamo da Tommaso, perché Tommaso ha la fidanzatina, vero Tommaso? Come si chiama? Costanza. Allora, salutala, dai. Cosa vuoi dire a Costanza? Che le voglio bene. Sì? Che la tratterò bene. Wow, vai. E saluti. E saluti, magari con un bacetto, glielo mandi un bacetto, dai, mandagli un bacetto. Costanza, hai visto che ti ama? Guarda quanti te ne manda Costanza. Invece sentiamo Nina. Nina, hai sentito questi ragazzini che non darebbero mai uno schiaffo a una ragazzina, una bambina, non si picchiano, hanno detto, cosa ne pensi? Sono bravi questi bambini? Secondo te perché questi bambini hanno deciso invece di dire no? Perché vogliono bene a questa figura femminile? E secondo te, Nina, è importante anche che la mamma e i genitori insegnano che invece dello schiaffo magari una carezza, un bacio è molto importante? Sì. Sì. E secondo te oggi quante carezze riceverai? La tua? Allora fai una carezza a Nina, dai Tommaso, fai una carezza a Nina. Oh, che carezza! Ma come Tommaso? Ma dai! Fai una carezza con un abbraccio, dai, fai una carezza con un abbraccio a Nina. Bellissimo. Allora adesso vediamo perché allora Nicoletta vi ha fatto un regalo, perché oggi è San Valentino, voi siete stati bravi perché io lo so. Specialmente tu Tommaso, che Tommaso lo conosciamo perché è venuto non di persona ma molte volte nelle telecamere, ecco questo passaggio delicato che lui ha fatto, ma ti vedo benissimo, stai bene Tommaso? Sei contento? E allora guarda Nicoletta cosa vi regala, prego Nicoletta. Posso dire? Sì? Allora, questo è per Nina, quindi simbolo del cuore e di San Valentino al femminile in rosa, e questo è per Tommaso,
con tutti gli auguri ragazzi, non solo per San Valentino, ma per le persone che siete, perché siete due bellissimi bambini e continuate a crescere così perché avete, e si vede, dei valori importanti dati sicuramente dalla famiglia. Allora Nina, cosa vuoi dire a Nicoletta che ti ha fatto questo regalo? Ma prego ragazzi. Ascolta, l'hai gradito? Ti piace il cuoricino? È bello avere un cuoricino? Ti ricorderai di questo giorno, di questa mattina, Nina? E lo racconterai anche alle tue amiche? Sì. E tu Tommaso cosa vuoi dire a Nicoletta? Grazie. Grazie per il regalo. E ti è piaciuto? Sì. Bene, questo è importante ragazzi. Me lo tengo. Bene. Non lo do alla mia fidanzata, no. No, Costanza, non pensare che ti arrivi il cuoricino, assolutamente no, ha detto Tommaso, questa è una cosa sua, qualcos'altro sicuramente, ma il cuoricino no. Cioè tutti gli anelli che gli ho dato, non li ho più visti a scuola. Ah, gli hai regalato gli anelli? Sì, alcuni anelli li ho visti, ma alcuni no. Invece tu avresti avuto piacere di vedere che lei indossasse i tuoi anelli? Sì. Cioè è logico, Costanza, insomma uno al giorno, non so quanti te ne ha regalato, ma li devi mettere perché lui è felice, strafelice che tu metta i regali, sì. Perché prima non mi ricordo chi è che ha detto Nicoletta, che la Giusy, che è la ragazza che chiede l'anello, non si deve chiedere perché lo deve fare spontaneamente. Scusa, è vero che devono farlo spontaneamente, infatti Tommaso spontaneamente avrà regalato gli anelli alla sua fidanzata, giusto? Però non tutti sono come Tommaso. Magari Tommaso ha rinunciato a prendersi un pupazzetto lui per avere i soldini per regalare l'anello. E quando sono più grandi... Ce li aveva già Nicoletta, dai, Tommaso. Sì. In casa ho cantato e anche col pianoforte. Dai. E poi mi hanno dato soldi. E ti hanno dato soldi, sei stato pagato. Bello. E a Natale 50 euro. Anche. Dalla mia nonna. La Ho nonna. 3 nonne. Hai 3 nonne? Ah, meno male. Sei fortunato, non c'è 2 senza 3. Tutte... Allora, queste nonne, cosa vuoi dire stamattina che è San Valentino, Tommaso? Dai, dedichiamo, cosa vuoi dire alle tue nonne, dai. Ciao. Sì. Chiamiamole una a una. Ciao, una come si chiama? Ciao, nonna. Biba. Nonna Biba, ecco, nonna Biba, cosa vuoi dire? Ciao, ti voglio tanto bene. Spero che tu mi guardi sul canale 14, se non sbagliamo, sì. ecco. 14. E poi l'altra nonna, allora, ciao, come si chiama l'altra nonna? Com'era? Renata. Renata, allora adesso tocca a nonna Renata, canale 14, mi raccomando. Cosa vuoi dire a nonna Renata, Tommaso? Che ti voglio tanto bene e vorrei fare un giro a trovarla e anche mio cugino gli voglio tanto bene. Manca la terza nonna. La terza nonna come si chiama? Nonna di spade. No, si chiama così. Si chiama così? Scusa, se si chiama così è giusto. Nonna de spade? Sì. No, ditemi che stamattina non ci divertiamo, no. Nonna de spade, canale 14. Senti Tommaso cosa ti dice. Vai Tommaso. Ti voglio tanto bene e io non ho mai tempo per andarla a trovare, ma mia nonna sì. E quindi... Ma le pensi? Volevo salutarla e ti penso. E allora mandiamo dei bacetti anche a queste 3 nonne. Anche tu, Nina, mandi i bacetti? Ecco, allora prima di sentire Nina sentiamo la nostra Adriana. Ciao nonni. Adriana da Crocetta, un'altra nonna, senti che chiama. Vai Adriana. Adriana? Abbiamo perso il collegamento. Nina, allora, come vuoi salutare le tue nonne? Come si chiamano le tue nonne? Deborah. Deborah, allora saluta nonna Deborah. Cosa vuoi dire a nonna Deborah? Che li voglio tanto bene. Che li vuoi tanto bene? E l'altra nonna come si chiama?
Adele. Adele, ma è emozionata, è logico, si sono emozionate. Ero mica tutti i giorni a venire davanti alle telecamere, vero Nina, e parlare. E a nonna Adele cosa dici? Che gli voglio tanto bene. Che gli vuoi tanto bene. Ascolta Nina, quanto è importante per te andare a trovare la nonna? Sei più tu che vai a trovarla o più loro che vengono a trovarti? Più io. Più tu vai a trovare, che bella questa cosa. E quando ti vedono cosa ti dicono? La prima cosa che fanno, cosa fanno? Mi abbraccio. Ti abbracciano e ti danno anche tanti bacetti? Vedete le nonne, vedete, avete sentito prima Nicoletta cosa ha detto? Che le nonne entrano nel negozio di Nicoletta e anche in altri negozi per fare il regalo ai loro nipotini, perché oggi è San Valentino e i nonni si ricordano, sono bravi vero i nonni? Tanto bravi, è una fortuna avere i nonni, Nina. Tommaso? Sì. Ho sentito sì, perché? Perché dai Tommaso, anche se dai, bisogna distinguere tra Il mio nonno, cioè, ogni volta che vengo da loro, lui mi dice, allora mi dà un sacco di baci e coccole che non ci riesco più ad andare via. Come si chiama questo nonno? Luciano. Nonno Luciano, un fiammanco dai, nonno Luciano, perché sai Tommaso dice vabbè nonno, ma insomma un po' meno di coccole, sì. Tanto tu sai che nonno Luciano ti vuole un mondo di bene, vero? Abbiamo in linea Veronica, ciao Veronica. Ciao Mirella, buongiorno. Prego. Io non ho nessun intervento da fare, ma volevo fargli gli auguri alla mia mamma di San Valentino. Bene. Come si chiama la tua mamma? Nicoletta. Allora dai, fai gli auguri a Nicoletta, Veronica. È proprio lì in studio, di fianco a te. È la mia. Dai, guarda, chi c'è? Eccola qua. Guarda che hai commosso tua figlia, guarda. Sì. Allora, sono veramente commossa perché i miei amori, oltre che a mio marito Paolo, sono 40 anni che siamo insieme. Io ho 4 figli spettacolari, quindi posso solo che commuovermi di fronte a una dichiarazione d'amore in diretta. È bello, vedete che... Ecco, è bello emozionarsi, io non so quante volte... Adesso vi lascio e ti voglio bene. Grazie Veronica, grazie anche di questa telefonata. L'emozione è una cosa importante, forse dovremmo emozionarci qualche volta in più, perché a mio avviso ci emozioniamo troppo poco e non va bene, dobbiamo emozionarci di più perché l'emozione è una cosa bellissima, perché riesci veramente a esprimere quello che tu pensi dentro di te, nel bene e nel male. Ecco, l'emozione è una grande cosa. Allora ormai il tempo è terminato, allora come ci saluti Nina? Cosa vuoi dire oggi? Un saluto, che saluto vuoi fare? Una parola che ti viene spontanea da dire prima di andare via? Ciao, dillo forte. Ciao. Ecco, abbiamo sentito la voce di Nina, ciao. E Tommaso, tu cosa vuoi dire? Come vuoi salutare? Ciao. No, più forte però. Ciao. 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 E con questo ciao noi salutiamo Tommaso, salutiamo Nina, salutiamo la nostra grandissima e brava Nicoletta Pesce che ha portato anche questi regali meravigliosi, perché saranno dei ricordi, sono convinta che non si scorderanno mai, vero? Questo ricordino che ve lo porterete sempre con voi. Ringrazio anche le due mamme che hanno fatto sì che questa mattinata si apra con questo bellissimo messaggio di baci, di coccole. Grazie mamme veramente per queste due splendide creature. E adesso noi andiamo in pubblicità, però loro due si fermano perché devono fare una cosa. Pubblicità.
Silenzio, parte la poesia. Prego ragazzi. San Valentino, in due si festeggia, la cosa più angusta diventa una reggia. Per gli innamorati la felicità, se in due si divide, raddoppierà. E chi come me che è ancora un bambino, cosa festeggia a San Valentino? Se ancora non ho la mia dolce metà, amore ne provo per mamma e papà. Amo i miei nonni, fratelli, gli amici, poi cani, piccioni, lucertole e mici. Amo l'amore con tutto me stesso, amiamo ogni giorno, amiamo più spesso. Brava Nina, brava Tommaso, e abbiamo un'altra coppia splendida questa mattina. Adesso aspetta perché io ho da fare tutti. Bravo, vieni fa che ti do un bacino. Tommaso, vieni che ti dà un bacino la nonna, quarta nonna stamattina, quarta nonna. Ma questi sono nonni momentanei. Allora, presentiamo questa nonna. Chi è questa nonna, prego? Questa nonna fortunata, ringraziando il Signore proprio. Abbiamo anche noi 3 nipoti. Questa nonna è Vilma Bon Insemenzato, perché quando ci si sposa e si suggella l'amore si prende anche il cognome della persona scelta che il destino ci ha messo accanto. E questo signor nonno è compagno del mio marito fedele e consacrati davanti al Signore. Questo nonno è con me da 57 anni. Bravo nonno, che pazienza nonno, attenzione la Mirella, che pazienza nonno. Manca un mese e mezzo però. Lei mi dice, guarda che è stata una fortuna. 57 meno un mese e mezzo. Ma pensate, come mai questa unione, la forza dell'unione? Tesoro, ci si sposa e dopo si rimane fedeli, la vita ti stringe, ti coinvolge, ti amalgama sempre di più nel bene e nel male, nelle gioie, nei sacrifici, perché bisogna fare tanti sacrifici. Nella sopportazione, nelle rinunce e così. Allora sentite cosa vi racconta adesso Mirella, prima che voi date questi pensierini a questi meravigliosi nonni. Allora, queste 2 splendide figure che io questa mattina ho chiesto se avevano piacere di venire in trasmissione con me, hanno fatto una cosa grandiosa. Loro vivevano su una grande casa, vero? Certo. Io mi ricordo benissimo queste cose. Sì. Una bellissima casa. Beh, insomma, una bella casa. Una bellissima casa. Sì. A un certo punto cosa è successo e cosa hai pensato assieme a tuo marito? Beh, c'è proprio, la vita cambia, perché se siamo sempre in cammino, sempre in evoluzione, se è cambiata anche per noi naturalmente col passare degli anni. Si è presentata un'occasione, abbiamo cercato per un bisogno in famiglia, mia sorella aveva avuto un incidente grave e siamo andati a cercare aiuto, prima degenza lunga in ospedale, così dopo su suggerimento del medico curante che ha detto l'ospedale a un certo punto ti dimette e devi tornare a casa tua, ma non potevano perché proprio bisognosi di cure, di aiuto, di sostegno. E la dottoressa nostra aveva detto rivolgetevi alla casa albergo, che è una struttura bellissima e il personale si è preparato, sono persone gentili, si troveranno sicuramente bene. Allora siamo corsi in casa albergo a chiedere aiuto e casa albergo ci hanno detto sì, accogliamo nuove entrate, però chi entra deve presentarsi in stato buono di salute. Dopo la vita è presente quel che presenta, passa il tempo e arriva il momento di fatica e non cammini più e tutto quello che si riservava a nostra sorte. Comunque ho detto questi non li possiamo accettare perché mia sorella e mio cognato erano ancora in posizione orizzontale, proprio un incidente stradale, il bacino sfondato, insomma dovevano stare immobili. Oh, mamma mia, dove andiamo, cosa femo? Però lasciamo a parte loro che adesso ti racconterò una volta tutto perché è che bello contare e rivivere questi momenti. Abbiamo tanto cercato per sistemare loro. E l'assistente sociale, l'Aurora carissima, ha detto
Noi stiamo costruendo dei co-housing, delle nuove possibilità di residenza, è tutto in divenire. Ma Agadito, c'è una cosa fantastica che sta nascendo qui in Treviso e che va bene per voi, ne fa. A me, ma no, altri abbiamo detto no, sono per altri ancora prestini, perché eravamo, hai capito? Capito io. Ecco, è ancora prestino per noi. Agadito, ma interessatevi perché siete proprio nel momento giusto, ecco, perché Giancarlo era alla soglia degli 80 anni e io ne avevo 77 de manco, 73. Ha detto siete giusti, ma insomma noi perplessi, no, così ecco, ma pensateci, ha detto Sabeo, qua diventerà una cosa, e ci ha descritto il luogo con enfasi e in un modo proprio avvincente. Si è detto, ma qua siamo arrivati qua a Provvidenza, che ne spense, perché è proprio invitante, tanto invitante. Ma tu cosa hai pensato? Anche io mi ricordo, sì, i miei figli, ma... Cioè, i miei figli, ma dopo si assa tutto, perché il distacco non è facile, lasciare la casa dove sei vissuta. Sono nati 3 figli, allora bambini marmocchietti come voi, accompagnati alla scuola elementare, poterli andare a accompagnare per tutta la vita, tutto il vissuto nostro fin là, erano passati. E anche non essere di peso, tu mi hai detto. Certo, tesoro, ormai mi ricordo tutto, guarda. Ormai dopo, tutto registrato. perché il nido si svuotano, prima si riempie, arrivano i figli, sì. E dopo spiccano il volo. Quando sarete grandi direte ciao mamma, ciao papà, una casetta tutta per voi. E il nostro nido, la nonna, mia mamma era stata con noi per tanti anni e insomma eravamo noi 2 da soli, e la casa veramente diventa grande perché più di tante stanze non occupi, ti fermi là, ti basta una stanza per leggere e ricamare, dipingere e fare le cose che ti piacciono, una stanza col computer, un po' di tecnologia, una cucina per mangiare e una camera, un bel letto per dormire, basta. Una chiesa vicina per pregare, perché è là verso il destino comune eterno. Sai perché? Scusa se devo correre, ma purtroppo il tempo è tiranno. Sai perché ti ho fatto spiegare questo passaggio molto delicato che voi avete fatto? Perché è un passaggio che molti hanno paura di fare. Hanno paura? Hanno paura e poi rimangono ancora più vorrebbero, soli. Proprio tesoro, vorrebbero, ma siamo legati tanto. Un cambiamento radicale. Dopo ne abbiamo parlato i Sei figli. Contento? Sì. Ma sai che parlo io adesso? Certo, tesoro, domando scusami. No, di questa scelta siamo contenti e continuiamo anche a dirci veramente abbiamo fatto una scelta oculata. Quanto buono sei stato nella tua vita? Buono? Sì, tanto. Normale? Tanto buono il Gasposana buon. Pensa buono. Tutto normale, tutta una vita normale. Buon, guarda che in ufficio mi chiamava buon. Vedi? Cosa vuol dire avere un compagno buono, gentile, che sappia ascoltare? Tu che hai avuto la fortuna di avere questo. Sì, guarda che anche io sono un che discorsi, scusa, un santo vero. Vabbè, ma insomma, buono. Allora, ascolta, perché questi ragazzi vi devono fare un regalo. Allora, prima il disegno. Allora, il disegno alla nonna, chi dà il disegno alla nonna? Tu, dai Nina, dai il disegno alla nonna che hai fatto, così si ricorderanno di questo giorno. Grazie tesoro. E poi il cuoricino, vai Nina col cuoricino, prendi il cuoricino là, eccolo là, che sì, c'è anche il cuoricino. Ma adesso ti faccio anche guarda, lo mettiamo anche di fronte alla telecamera. Sì, di fronte. Ecco nonna, guarda il cuoricino per te. Guarda che bello. Bacio. Tesoro. Tommaso, prendi e dai il cuoricino al nonno, con regalo anche il disegno al nonno. No, chiuderlo, dallo così aperto. Bravo, bravissimo Tommaso, dallo al nonno. Infinite, grazie. Ecco, col disegno di Tommaso. Ma sai, io ti faccio molto anche gentile, lavorare. grazie. Posso domandarvi?
mi scrivi qua il tuo nome per piacere. Ecco, firmalo. Sopra il cuoricino. Il tuo nome e la data di oggi, 14 febbraio. 14. Allora sentiamo in collegamento, abbiamo anche un psicologo, psicoterapeuta, il dottor Oscar Miotti. 25. E saluto anche Laura Lionetti, direttrice della Casa Albergo. Allora, dottor Miotti, cosa sta vedendo in questo momento, questa mattina? Ha capito perché volevo che fosse ospite? Prego, dottor Miotti. Sì, intanto buongiorno a tutti e tutte, buon San Valentino. Sì, mi pare che quello che abbiamo sentito è veramente un esempio di solidarietà e di apertura e di amore. Oggi è proprio la giornata dove noi parliamo di amore e questo è un esempio grandioso e ti ringrazio per l'invito. Dottor Miotti, a questi due bambini, a Tommaso e a Nina, cosa vuole dire? Che hanno fatto i disegni, hanno letto la poesia, hanno dato questi cuoricini, hanno detto che amano le coccole, i baci e le carezze. Prego. Loro si stanno prendendo veramente la cosa migliore che c'è a questo mondo, che sono le coccole, no? Noi siamo cresciuti in un ambiente dove si diceva che meno coccole prendavamo e più crescevamo forti. In realtà io da psicologo dico che sono proprio le coccole le cose buone che ci fanno crescere solidi e non molli come si pensava una volta. Sentiamo anche la direttrice Laura Lionetti. Buongiorno direttrice, questa Casa Albergo che è diventata la famiglia, abbiamo sentito veramente l'importanza anche di saper trasmettere le possibilità che hanno queste persone che resterebbero molto sole. Ecco, cosa vuole dire? Prego direttrice. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Beh, intanto saluto anche Vilma e Giancarlo che sono sempre dei grandi testimoni della nostra realtà e che hanno accettato di venire lì con voi a raccontare la loro esperienza. Casa Albergo, con anche tutti gli appartamenti che abbiamo attorno, vuole essere una comunità e devo dire che ci stiamo riuscendo nel tempo, perché è una comunità dove abitano le persone anziane, dove vengono i visitatori, i volontari, dove ci lavorano le persone, dove vengono i familiari e dove anche le persone che abitano nel co-housing ruotano, vengono a trovare, fanno volontariato e trovano anche un punto di riferimento. E quindi è un po' il discorso che facevano chiaramente Vilma e Giancarlo, è proprio quello di portare quello che è la loro storia, la loro esperienza, la loro vita e anche il loro contributo alla comunità, di trovare quello che desideravano e anche di raccontare e portare la testimonianza a persone che possono essere un po' impaurite, un po' incerte, spiegando che andare in un co-housing significa entrare in una comunità più ampia che addirittura aumenta le possibilità sia di sicurezza che anche di esperienza e di vita nell'ultima parte della nostra esistenza, che comunque può essere ricca di esperienze. Grazie veramente direttrice per quello che stiamo cercando di trasmettere, perché vede direttrice, lo dico anche al dottor Miotti, quello che io noto spesso anche dalle telefonate, dalle persone che arrivano qui a Sveglia Veneti, è la solitudine. Questa solitudine che al momento magari non si pensa, ma poi lenta arriva, e se tu non sei circondata da affetto e d'amore arriva la depressione, e questa è la peggior malattia che possa arrivare, perché è una malattia terribile. Io la sto combattendo con una ragazza giovane che ha il male di vivere e vi dico la verità, è terribile nel vero senso della parola. Lei mi diceva ieri alzarsi tutte le mattine e vedere di un nero, più nero di così non si può. Lei mi ha detto: se questa è vita, Mirella. Io ho detto: no, questa è la vita e tu devi lottare. Prima o poi lei ha detto: sai Mirella, ho la speranza che trovino qualche farmaco, qualcosa che mi aiuti a sopravvivere. Allora salutiamo questi due ragazzini, perché veramente Mirella va bene tutto, ma ecco, adesso basta, dighe. Grazie, grazie Nina, grazie alla mamma di Nina, grazie a Tommaso. Tommaso, andai a trovare questi nonni con le mamme, Nina, andai a trovarli nel loro co-housing. Attenta bene. Il giardino del Grani, al giardino dei Grani.
Sì, ricordatevi il nome, il Giardino dei Grani. Il Giardino dei Grani. Meraviglioso. Se arrivate dovete telefonarci, vi preparo i biscottini, buoni e facciamo festa insieme, va bene? Buon San Valentino, buona festa. Ciao ragazzi. Buona festa delle coccole, datene tante coccole perché voi siete proprio tutti teneri, tutti gioiosi, meravigliosi. Cari, mamma mia che belle creature, auguri, buona vita. Ciao. Portate a casa tanto amore anche alla vostra mamma e al vostro papà. Ciao tesoro. Ciao. Grazie. Ciao ragazzi e grazie. Andate pure dalle vostre mamme, grazie. Mammine, grazie veramente di cuore. Ricordatevi dei nonni, di andarli a trovare, che a loro fa un immenso piacere. Allora, iniziamo ecco anche dal dottor Miotti. Dottor Miotti, quanto importante è avere anche vivere queste giornate, staccare la spina, fare qualcosa di diverso, vedere persone diverse. Prego, dottor Miotti. Allora, sì, nella vita c'è bisogno di creare dei momenti dove ci si celebra. E la celebrazione è un momento di festa, noi l'abbiamo mutuato dalla religione, però nei riti laici, come può essere San Valentino, dobbiamo fare qualcosa di speciale, ma sarebbe bello farlo anche domani che non è San Valentino, e quindi delle piccole azioni, delle cose un po' diverse. Prima parlavi di depressione. La depressione noi dobbiamo cercare di farci la medicina da soli, e la medicina da soli si fa facendo dei pensieri positivi, facendo delle azioni che ci fanno star bene e pian piano usciamo dal tunnel. Abbiamo Sergio da Casale, vai Sergio. Da Casale. Scusa. Prego Sergio, tranquillo. Sì, sono Sergio. Sto seguendo la vostra trasmissione questa mattina. Ho perso mia moglie da 2 mesi e mezzo. Scusa. No, tranquillo Sergio caro, tranquillo. Mia moglie mi ha lasciato 2 mesi e mezzo fa. Dopo 64 anni che vivevamo assieme. Purtroppo così è la vita. Adesso mi ho trovato un'altra persona, una signora meravigliosa che mi segue. Guarda, ma hai figli Sergio? Hai figli? Due figli maschi. Ti vengono a trovare Sergio? Sempre in continuazione. E allora vedi che avete seminato bene questa creatura meravigliosa che hai avuto al fianco per tanti anni assieme a te. Se questi figli vengono a trovarli vuol dire che è stata una buona semina. Cosa vuoi Sergio? La vita va avanti, non ce n'è per nessuno. Purtroppo prima o dopo capita a chiunque, però tu hai la forza di questi 2 figli che non sono una poca cosa. Un grande abbraccio Sergio. Vuoi dire qualcos'altro? Guarda, mi sono commosso moltissimo. Ti sei commosso? La mia Carla mi ha lasciato un strascico veramente grande. Vi saluto, buona giornata. Ciao caro Sergio, grazie anche. Beh, guardate che se siamo riusciti a emozionarvi questa mattina è una buona cosa. Penso che l'emozione anche nel ricordare faccia bene, ecco, magari tenersi sempre tutto dentro, non riuscire a sfogarsi, forse anche questo serve. Sentiamo cosa dice la direttrice Leonetti. Direttrice, ecco, oggi ci sarà un pranzo particolare alla casa d'albergo, noi saremo anche presenti, un pranzo intimo. Cosa succederà, direttrice? Allora, ci sarà un pranzo nella residenza Zalivani, che è una residenza che accoglie solo donne per volontà del lascito, e quindi la direttrice e l'educatrice hanno pensato di invitare i mariti, e quindi faranno questo pranzo speciale. Mentre in casa albergo, in particolare nel nucleo Piovesan, dove ci sono le persone più fragili, anche noi avremo in particolare i mogli, perché abbiamo alcuni mariti che sono nostri residenti, e quindi anche per loro ci sarà un pranzo speciale. Proprio come diceva lo psicologo prima, è importante celebrare i riti sia religiosi ma anche laici. Sono momenti per fermarsi, per riflettere, per dirsi delle cose, sono delle occasioni importanti.
Dottor Miotti, l'emozione che abbiamo visto e sentito questa mattina, un'emozione che ormai proviamo molto di rado, invece come penso io l'emozione è una cosa bellissima, soprattutto riuscire a staccare la spina dopo giorni, mesi e anni di sentire sempre brutte cose, parlare di amore, di gentilezza, di abbracci, di baci. Forse veramente anche l'umore cambierebbe se iniziassimo le mattinate così. Cosa ne pensa, dottor Miotti? Allora, brava Mirella che parli di buoni sentimenti, di amore, però pensavo a quel signore che ha chiamato poco fa, che ha detto che la moglie l'ha lasciato, però non ho capito se la moglie è morta o l'ha lasciato. No, è morta. Morta. Ok, allora il dolore va vissuto, Mirella. Va vissuto, e cioè tu devi entrare nel dolore, ma la cosa bella è di avere qualcuno che entra con te nel dolore, che sta con te, che accetta di piangere, di lasciarti piangere il tempo che serve, però ti fa sentire che non sei da solo. Ecco, questa è la cosa importante, perché tante volte le persone dicono delle cavolate. Devi farti coraggio, la vita va avanti, devi guardare avanti. Questo non basta, deve esserci qualcuno che ha voglia di passare del tempo con te e che ti accoglie in questo dolore. Bisogna attraversarlo il dolore, altrimenti non si supera. Dottor Miotti, quanto è importante per queste persone avere vicino, ad esempio, i figli, ma anche dei conoscenti, non sempre devono essere per forza i familiari, possono essere anche dei sconosciuti che diventano amici. Ad esempio, quando vado nelle RSA vedo molti amici, direi che forse vedo di più amici, anche perché magari orari diversi, ma amici che nel tempo si ricordano di queste persone, le vanno a trovare, portano loro sempre qualche pensierino, ecco, gli stanno accanto. Quanto importante è avere un qualcuno che sai che arriverà a darti un abbraccio, un saluto? Prego. Allora, l'amicizia è una roba importante. Noi non dobbiamo pensare che l'amicizia rispetto ai parenti sia qualcosa di serie B. Io ho esperienza che dagli amici ho avuto cose importanti, e tanto quanto magari avere appunto dei parenti, dei fratelli, però in certi momenti è importante recuperare anche i rapporti con quei parenti che abbiamo lasciato da parte, perché c'è un legame particolare. Però è vero, gli amici veramente sono parte della nostra vita e in qualche maniera riempiono quello spazio di cui noi abbiamo bisogno. Molto chiaro. Allora sentiamo come inizia la vostra giornata allora. La nostra giornata, i ritmi sono quelli, la colazione, dopo che c'è Giancarlo tanto bravo, è pronta la nota della spesa, cosa serve in casa, e il foglietto con scritto questo e quest'altro. Dopo abbiamo la fortuna di avere i figli appunto lì vicini, perché tutti e tre lavorano in città, ecco, uno qua, uno là, e allora un giorno viene a pranzo uno, un giorno viene proprio un'oretta, sai, però sto a mangiare insieme, sto a condividere la vita, le confidenze della giornata, gli stati d'animo vengono comunicati, magari un po' in fretta, ma insomma il rapporto c'è e si rinsaldano, perché dopo di tanto in tanto tutti assieme, allora andiamo a mangiare fuori perché è più impegnativo preparare per tutti. Certo. Ecco, così preparare sti pranzi, dopo nel pomeriggio un sonnellino, dopo abbiamo... L'ISRA è fantastica perché offre anche tante opportunità proprio per tenerci svegli, per aiutarci a riempire questi tempi. Ascoltate bene a casa. Sì, a riempire questi tempi che io ho goduto tantissimo, che Giancarlo dopo te disencaiò. Comunque, un corso fatto così con varie lezioni, 3 mesi, 2 volte una volta alla settimana, per raccontarsi. Allora una bravissima signora, adesso mi sfugge il nome, mannaggia, cosa che non mi importa, dispiace. tanto non la conosciamo. Tanto, ma mi piaceva dire che brava, anche a viva signora voce. Brava. Cara, come si chiama? Vabbè. Beh, vabbè.
che legge un po' un libro scelto da lei e dopo ci aiuta a riflettere su una frase che colpisce di più e dopo noi ci coinvolgono nelle emozioni, che è importantissimo svegliare le emozioni. Cosa hai provato tu quella volta, così, cosa ti ricorda? E allora scrivere, raccontarsi, che bello, raccontarsi. Ma che spettacolo! E ora salta fuori anche un poco dei ricordi, del diario. Il vissuto degli altri. E le emozioni, sì, le persone che hai incontrato, i fatti accaduti e tutto sto raccontarsi. Poi, e questa è una cosa bellissima, che spero venga fatta perché le proposte sono tante, poi anche un corso di disegno, di pittura, che bello, là a me piace tantissimo perché mi piace dipingere, mi ricordavo io. Che bello, e allora là, ecco, di questo mi ricordo il nome, il maestro Claudio Borsato, e abbiamo fatto alcune lezioni, vabbè, siamo andati in chiostro a fotografare il Glicine e dopo riprodotto, lui ci ha portato una quercia, delle immagini, e insomma, natura imposa dal vero, copia del... bello. Invece Giancarlo, computer. Ma il computer è Guarda là davanti Giancarlo, sì. Bravo. Il computer, qualcosa del computer naturalmente. Mi dedico ai servizi, sì. Mi faccio qualche passeggiatina e così ormai partecipavo anche ai corsi di ginnastica dolce, ma ormai gli anni sono anche aumentati, quindi c'è meno forza di poter... Ma insomma un qualcosina, un po'... Qualcosa, sì, un movimento. Ecco il movimento. Cosa vuol dire, Giancarlo? Sentirsi anche protetti, nel stesso tempo autonomi, ma protetti. Ecco, siamo protetti perché in caso di bisogno c'è sempre, abbiamo per esempio ogni settimana abbiamo una infermiera che è a disposizione, anche questo, se hai bisogno di qualcosa, misurare la pressione o qualche problemino, anche quella ti aiuta e siamo così, ci sono tanti modi di essere coinvolti. C'è anche un altro corso che Vilma non diceva, corso così, allenamenti, così con una psicologa, perché c'è tante robe, sì. Sentite quante cose fanno all'interno. Sì, ci troviamo a mangiare la pizza. Questo adesso è un faremo momento. Una spaghettata. Bravo, quindi sì, diciamo sì. che è vita, insomma, sì, cerchiamo. Amici nuovi. Ascolta Giancarlo, tu hai detto una cosa importante prima, si cambia radicalmente modo di vivere, quando lasci la tua casa, lasci le tue cose, proprio c'è un distacco completo. Come l'hai vissuto Giancarlo? Beh, diciamo che non ho avuto un trauma, per me è stato così, perché anche siamo in due naturalmente, quindi la vita continua come continuava prima e continua anche adesso. Però c'è un cambiamento radicale, da abitudine di fare una cosa non la fai più, hai il giardino, non lo hai più, vedi qualcuno che lavora e tu non puoi fare, non hai niente da fare e quindi ti adegui un po' a questo. A un altro ritmo di vita. Dottor Miotti, quanto è importante è proprio secondo me la politica, il governo dovrebbe impegnarsi di più in queste strutture, in queste residenze. Ecco, la sicurezza, come abbiamo sentito, è la cosa principale perché tutti diventiamo fragili a un certo punto e dobbiamo essere protetti. Bisogna investire in queste strutture, strutture che ormai con la denatalità che abbiamo diventano sempre più importanti. Prego, dottor Miotti. Allora Mirella, sì, bisogna investire e io me ne sto occupando anche come assessore ai servizi sociali, però la prospettiva futura è che non basteranno tutti i giovani che nascono per prendersi cura di questa grande quantità di anziani e voglio dire, io mi sto già avviando verso l'anzianità e quindi non è che manca tantissimo, però ecco, quello che secondo me la formula non sono i grandi istituti ma sono queste piccole case e bisogna creare una cultura dove le persone si mettano insieme e facciano delle piccole realtà, adesso la chiamano co-housing, a me piace poco l'inglese anche se sono... Anche a me, gliel'ho detto anche al direttore, anche a me, perché dobbiamo mettere sempre questi
queste parole in inglese, però lui ha detto che bisogna... Non siamo fighi se non parliamo in inglese, no? Ci dicono tutte. Però di là cosa vuol dire? Dobbiamo avere creare questi contesti di solidarietà dove le persone vivono assieme, mettono insieme le loro risorse, scelgono una casa che sia comoda e poi insieme si sostengono e vanno verso la vecchiaia. Possibile. Aspetti, dottor Miotti, perché abbiamo una persona proprio da casa albergo, Vilma. Ciao Vilma. Pronto? Ah, è caduta la linea, vediamo se riusciamo, vediamo se riusciamo a riprenderla. Prego, dottor Miotti. Sì, ecco, volevo completare solo dicendo che noi il futuro è quello di metterci insieme e che magari degli anziani ancora in gamba si mettono insieme, aiutano magari alcuni che stanno un po' peggio con l'aiuto degli operatori. Sicuramente poi lo Stato fa la sua parte. Ma il problema adesso drammatico è che non abbiamo gente che voglia fare gli operatori. Abbiamo dei bellissimi scatoloni, delle bellissime aziende sociali che andremo a costruire, ma il problema è che non avremo gli operatori che vengono a lavorare. Ma io penso, dottor Miotti, che se forse li pagassimo di più troveremmo anche gli operatori. Io sono, guardate, io sono dell'idea... Ecco, anche i ragazzi, bisogna iniziare a pagare le persone che lavorano, perché non è possibile che in Italia chi lavora rimane povero. Dottor Miotti, dobbiamo girare il registro, non funziona così, non può essere così. Io devo avere un lavoro e devo essere pagato adeguatamente per il lavoro che faccio. Ecco, non è possibile continuare a dire non troviamolo, perché non sono più i giovani di una volta. Loro hanno diritto di essere pagati, vogliono rispetto per lo studio, per quello che fanno. Questi sono i nostri giovani ed è giusto così. Abbiamo Vilma in linea. Ciao Vilma. Pronto? Pronto? Non sento. Pronto? Pronto? Ciao Vilma, eccoci qua. Pronto, no? Sì, mi sento. Sì, anche noi ti sentiamo, vai Vilma. Eccoci qua, io sono Vilma di Casa Albergo, che la signora mi conosce bene. Sì. Sono Vilma di Casa Albergo, lo stesso nome. Vilma mi conosce. Volevo ringraziarla per quello che sta dicendo. È tutto vero, noi ci troviamo sempre e se conosciamo, partecipo un pochino e la ringrazio di essere in Casa Albergo e di aver trovato così una buona compagnia. Grazie cara Vilma, un grande abbraccio. Oggi farete una giornata bellissima, abbiamo sentito le iniziative che ci saranno per tutta la giornata per farvi capire che non siete soli, ma che avete una famiglia attorno che veramente vi coccolerà come fa tutti i giorni d'altra parte, perché io vedo, ecco, io dovrei... E mi sento in dovere di ringraziare tutti gli OS, tutte quelle persone che lavorano, gli educatori, tutti quanti, veramente grazie, veramente ragazzi e ragazze di esserci, perché se voi non ci foste dovremmo inventarvi per aiutare queste persone, questa è la verità, questo è il messaggio che dobbiamo dare questa mattina, ringraziare anche questi addetti ai lavori che veramente fanno un lavoro incredibile, incredibile, delle volte neppure i figli farebbero quello che fanno queste persone, perciò un abbraccio grande soprattutto da Mirella, ma penso per tutto il nostro staff. Vilma, cosa vuoi dire all'altra Vilma? All'altra Vilma cara, penso che l'ho conosciuta perché noi altri che avevamo il co-housing di Maria Maddalena, la nostra casa, che ne sono tanti, Maria Maddalena, Mazzini, Casa del Grano, che ne sono Burchiellati, ecco, e a me piace anche cantare e allora... Non te fa mancare niente Vilma, non te fa mancare niente. Mi piace cantare e allora là, care, queste creature che hanno organizzato con una bravissima maestra, Marzia, ecco di lei mi ricordo il nome, che è proprio una nottina gioiosa, una roba, spettacolo. E insomma ha creato il gruppo Nonni Sprint.
Bello. Ecco. Come piace a Mirella. A Natale, in prossimità del Natale, che mi piace tanto il Natale. Il Natale è festa della dolcezza, dell'amore proprio, cantarlo anche l'amore divino che è il più grande. Aspetta perché abbiamo Nadia in linea, se no cade la linea. Vai Nadia, poi continuiamo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao cara e Nadia. Complimenti a questa coppia. Sì. Grazie. Io una settimana fa ho fatto 54 anni di matrimonio. Bravi, complimenti. E mi auguro che questo giorno mi porti tanta salute a tutti quanti. Cara, grazie tesoro. Basta solo la salute, dopo tutto viene da sé. E l'amore, perché anche senza salute si può stare bene lo stesso. Ciao cara Nadia, ti ringrazio di cuore, un grande abbraccio in particolare da Mirella, e tu lo sai quanto bene ti voglio, e perciò vai avanti che io ci sono. Andiamo avanti, spero che si siano fatti sentire anche i servizi sociali come aveva promesso l'assessore Biasin. Se c'è qualcosa che non va, chiamami. Grazie Nadia, un grande abbraccio a te e a tutta la famiglia. Allora, prego, Vilma. Ora che mi segno in mente Bruna Graziani, se chiama Raccontarsi, perché è bellissimo. Un bacio alla Bruna Graziani. E perché ci aiuta tanto, veramente tesoro, sia come sto dottore, proprio tutti i sentimenti, la malinconia, la depressione, la gioia, esternare, tirar fuori. Quanto importante è avere la salute, Vilma, come diceva Nadia? Beh, la salute è un elemento essenziale, perché avere le gambe che camminano, la testa che ragiona, il corpo che risponde ai tuoi desideri, è il top, è il massimo per un essere umano. Certo. Ma se dovesse arrivare qualche inciampo bisogna anche saperlo affrontare, e lo si affronta, come ha detto bene il dottor Miotti, mi pare, come ha detto bene, con le relazioni buone, perché se te cade vicino persone con cui puoi parlare e ti senti capito. Anche non servono tante parole, basta chi viene, chi te tiene a mano e che ti parla a ore, chi te lesa qualcosa di positivo, basta la serenità, il feeling, ti lo trasmetti, no? La benevolenza, l'amore, la gentilezza. Ecco, e dopo la preghiera, mi aiuta tanto a preghiera, tesoro. La preghiera, perché che vuoi o no, abbiamo tutti un destino eterno. E abbiamo il cammino sulla terra, perché qua siamo pellegrini, e dopo se spicca il volo e se va lassù è inutile. È quello. Giancarlo, quanto giovane ti senti? Cioè esternamente tutti quanti dentro di te. Questa è una domanda che mi piace, perché sono arrivato a 80 anni che non sentivo l'età. Dopo ho avuto qualche piccolo problema, per fortuna piccoli problemi, quindi sono stato super fortunato, mi ritengo super fortunato, e adesso sto così continuando sempre con un ritmo normale e mi sento tranquillo. Quindi... Allora diciamo 80 anni, te ne senti 40? Ma sì, grosso 40, modo, poi avevi 40 anni, secondo te? No, non sentire l'età, non sentire il peso, non avere acciacchi, non avere problemi mentali e fisici, e perché anche i mentali può capitare, no? Con l'avanzamento dell'età, cioè, è naturale. Però ti senti giovane ancora dentro? Sì, abbastanza giovane, adesso ormai sento che naturalmente sono 88 fra poco, quindi... Vabbè, ma perché non fai i soliti movimenti, ma come, diciamo, come persona? Come persona, sì, beh, anche per esempio mi dedico a fare le parole crociate, quindi il anche computer che lavora. Il computer, sì, cerco di essere un po' attivo in maniera da... E quei conti in banca, quei boete, tutto attento, tutto che Dottor sa. Miotti, quanto importante è sentirsi giovane? Io sono l'idea che non ha età, cioè uno può sentirsi vecchio anche a 20 anni, a 30 anni, e uno può sentirsi giovane anche a 80, a 90. Io ho avuto il professor Silvio Garattini che ha passato i 90 anni eppure gira il mondo, fa 5 chilometri al giorno, mangia una volta sola al giorno, fa una piccola colazione, eppure
eppure di un'energia unica. Quanto importante è il movimento, essere impegnati, uscire, confrontarsi con altre realtà? Dia un messaggio a tante persone invece, perché purtroppo si diventa pigri se non sei stimolato, se non sei accompagnato da qualcuno a vincere questa forza che ti dice sta fermo, stai seduto, non muoverti, esci, anche avere un piccolo animale, un cagnolino, per uscire. Prego, dottor Miotti. Allora, tu hai citato Garattini, sì, l'ho visto un mese fa a Padova, era venuto da solo col treno, 96 anni, e a pranzo cosa ha mangiato Garattini? Niente, no? E mentre noi ci siamo rimpinzati di pizzette o altro, quindi sicuramente l'alimentazione. E cito mio nonno, diceva che vecchio è chi che muore, no? E quindi aveva questa saggezza molto spiccia. Perché? Perché sentirsi giovani, che c'è un po' questo giovanilismo e dobbiamo essere tutti giovani, in realtà vuol dire mantenere quell'attività che è utile. Per esempio il movimento è un antitumorale, un antidepressivo, fa bene all'apparato cardiovascolare. Ecco, il movimento indispensabile, però a volte, Mirella, c'è gente che ha problemi di artrosi, ha male alle gambe, non ce la fa. Ecco, noi però dobbiamo trovare delle alternative, cioè metti che la piscina perché fa meno male, però ecco, anche gli aspetti emotivi, la depressione stessa si combatte tra un po', quando ci sarà la primavera, andando fuori al sole a camminare, ma semplicemente stare all'aria aperta. Ecco, questi sono elementi che tutti consigliano. Io dal punto di vista psicologico lo consiglio assolutamente. È chiaro che ci va quella forza di superare quell'inedia, quella difficoltà, quel desiderio di stare sul divano passivamente a guardare la televisione, che è importante guardare Sveglia Veneti, ma finito Sveglia Veneti si va a... Che si Baccialli, dopo Mirella che si Baccialli, dottor Miotti, dopo Sveglia Veneti c'è il nostro direttore Baccialli. Abbiamo invece Luciano in linea, vai Luciano. Ciao. Luciano? Saluti, mi senti? Sì, adesso ti sento, caro Luciano. Saluti a tutti gli ospiti, faccio gli auguri a tutto il mondo di San Valentino, diciamo. Anche io, come il Signore, ho una grande salute, perché ho fatto tantissimo lavoro e tanto sport, che ho giocato a calcio fino a 65 anni, e si arriva a questa salute perché bisogna stare attenti a bere un bel bicchiere o due di vino. Luciano, di a Giancarlo e a Vilma dove abiti? Desenzano del Garda. Mirella, sono tra Sirmione, Desenzano del Garda e San Martino della Battaglia. Sono qua in centro. Se apro la finestra vedo la torre di San Martino. Se non siete mai stati, venite a vedere, che è un posto bellissimo, San Martino della Battaglia. Battaglia del giugno del 1859. Niente, Mirella, vi faccio auguri a tutti, ma una critica troppo... adesso ho visto ieri a Belluno, c'è aiutami Mirella, tutti divorziano a Belluno, ho visto ieri, si sopportano poco adesso, è cambiata tutta la vita, è cambiato, è dura, devono lavorare in due. Niente, vi saluto, auguri, ciao Mirella. Grazie caro Luciano. Perché ho detto? Perché abbiamo dei posti bellissimi, dottor Miotti. Forse, dottor Miotti, siamo noi che dobbiamo fare quel passo in più verso queste meravigliose figure che abbiamo
ancora la fortuna di avere, andarle a prendere, accompagnarle a fare delle gite, portarli a teatro, ecco, portarli a vivere anche una quotidianità diversa. Da soli non ce la fanno e non tutti hanno la fortuna di vivere come vive Vilma e Giancarlo, ecco, su questo Coausi molto bello, ecco, molto accogliente in città. Forse, dottor Miotti, anche questo devono veramente, questi servizi sociali devono cambiare linea, lei lo sa come la penso io, ecco, dobbiamo essere, come hai detto, nonni sprint, ecco, dobbiamo essere sprint con i nonni sprint. Prego, dottor Miotti. Sì, allora io ricordo quando avevo sui 30 anni, così avevo degli amici ad Asiago che erano più ultra ottantenni e mi prendevo qualche mezza giornata, erano amici. Io ho conosciuto Rinaldo Partigiano davanti a una vetrina di una libreria e lui mi ha detto: è ora che si parli di queste cose. Siamo diventati amici. Mi ricordo che quando è morto eravamo io e suo figlio a chiudere la cassa. Ecco, è nata un'amicizia dal niente. Mi commuovo perché ricordo questa figura a cui ho voluto veramente molto bene e andavo a portarlo quando lui andava a visitare il fratello anziano che era in casa di riposo, cioè lui neanche camminava ma si prendeva cura del fratello. Ecco, io sono testimone di questo, si può fare, vuol dire dedicare un po' di tempo. Poi ecco, sicuramente i servizi fanno la loro parte, però Mirella, ci va a cuore, ci va anche un volontariato che funzioni. Ecco, io nella mia vita sono contento di aver fatto questi gesti, di aver dedicato del tempo che mi hanno sicuramente arricchito. Vede, dottor Miotti, forse è questo, anche questa trasmissione questa mattina serve forse a far riflettere su quello che possiamo fare. Ecco, noi abbiamo la fortuna di avere questo mondo del volontariato a 360 gradi che è immenso, ha anche i mezzi per aiutare anche gli amministratori, per aiutare anche le fragilità. Il problema è che dobbiamo unirci, dobbiamo metterci assieme, lavorare assieme, chi non ha una cosa va dall'altro che ce l'ha, fare squadra. Se non faremo questo sarà un fallimento completamente e queste persone non avranno la fortuna di essere accompagnati nella maniera giusta e questo non va bene, dottor Miotti. Perciò dobbiamo iniziare a fare squadra, la politica deve fare non un passo in avanti e neanche a lato, deve fare un passo indietro per quanto riguarda il mondo del volontariato e lasciarlo fare a chi è capace di farlo. Io capisco che va fatta una formazione, però la formazione va fatta in base a quello che tu fai. Non è possibile che abbiano fatto un caglierone dove dentro hanno messo di tutto, una burocrazia pazzesca. Io lo dico perché voglio che qualcuno ascolti che il volontariato deve pagare per fare il volontariato. È inaudito, è inammissibile ed è vergognoso. Allora, detto questo, Vilma, cosa vuoi dire al dottor Miotti? Anche lui si è emozionato, ecco, una mattina emozionante, ma perché? Perché è una mattina che va ricordata particolarmente, in maniera veramente emozionante, perché è San Valentino. Cosa vuol dire San Valentino? Il tuo primo San Valentino, te lo ricordi? Per Bacco. Dai. È venuto a prendermi all'uscita, io lavoravo in Cassa di Risparmio in Piazza dei Signori e quando sono uscita quel San Valentino ho trovato il Giancarlo, caro me vecchio. Anch'io mi commuovo. Caro me vecchio, non sei vecchio, no, non sei vecchio. Guarda che alla veneziana, Anch'io, è vero. Qualcuno mi dice, ma cosa che dite a tuo marito vecchio? Che non ti capisci niente. Caro il mio amore. Caro il mio amore. Allora era lì fuori con un bel mazzolino di violetta e mimosa, che ancora non ricordo. Grazie. Che bello. Che bello. Allora, questo è amore. Cari mariti, cari giovani, cari tutti quanti, ricordatevi che regalare fiori a una donna è la roba più bella del mondo, perché il fiore è la bellezza, la tenerezza, ti comunica gioia, il profumo e violette, che bello, anche la mimosa ha il suo profumo. Ecco, questo mi ricordo del mio vecchio, là, quel San Valentino, e voglio dire che l'amore nella vita è tutto. È tutto. L'amore è tutto. Nella buona e nella cattiva sorte, l'amore è tutto e l'amore può
tutto. E ci tiene uniti. Giancarlo, perché hai scelto quella volta, se ti ricordi, le viole, la mimosa e non la rosa? Perché i fiori di stagione, cosa vuoi? Questo è tutto adeguato anche alla stagione, alla tradizione. Ma gli era anche bellissimo. Allora, gli era anche pristine, ora prima e fiorite dopo se venivano rose rosse. Sì, ma però le viole, che bello, le viole. Quando ci siamo dimenticati, Vilma, di questi fiori meravigliosi che abbiamo, le viole, le primule? Mai, perché guarda, anche nel giardino, i mughetti, i profumi. Io li chiamo profumi del paradiso, sono profumi che non possono essere imitati, non c'è niente da fare. Profumi del paradiso, il caricantus, il giacinto. L'ho dipinto ultimamente, che bello. Ma adesso che vedo poco purtroppo, ma comunque i fiori sono una roba inebriante, non c'è cosa più bella al mondo, non c'è i fiori, forme, colori, profumi, è tutto che ti conquista, che ti avvolge, che bello. Direttrice Leonetti, i fiori, le piante, il verde, io vedo che voi adoperate molto, ecco, abbellite anche questi interni di questa RSA con questa meraviglia che è la natura. Prego, direttrice. Ma abbiamo la fortuna, ma non è solo fortuna, di avere in tutte le residenze un giardino e anche giardini. La residenza Casa Albergo ha un parco attorno e poi c'è tutto il verde del co-housing, quindi il Giardino dei Grani, che è stato nominato, che è ad uso anche dei cittadini, perché è stata proprio una scelta dell'ISRA lasciarlo aperto, e poi nella continua ristrutturazione che continuerà nei prossimi mesi ci saranno degli altri giardini che verranno poi aperti sempre alla comunità, ma tutte le residenze dell'ISRA hanno questa attenzione allo spazio verde, e tra l'altro laddove ci sono i nuclei per persone con demenza ci sono proprio dei giardini ad uso specifico delle persone con questi bisogni speciali, per cui sono giardini dove si possono muovere anche liberamente, assieme anche al personale, assieme ai familiari. Anche negli interni degli spazi delle residenze, compatibilmente con le esigenze anche delle persone che vi abitano, abbiamo piante che vengono curate. A proposito di volontariato, ad esempio noi abbiamo questo signor Carlo, che è stato un dipendente dell'ISRA e che è una persona che ama moltissimo la natura e che ha una grande competenza nel curarla, e quindi assieme anche alle signore che apprezzano le piante, la cura, gestisce i gerani, gestisce le piante, le cura e porta attraverso questa sua competenza l'amore che ha verso le persone. Ma moltissime signore e signore, ad esempio di Casa Albergo, hanno nelle loro camere delle piante, dei vasi ricchissimi. Sono veramente persone che hanno una competenza e un amore rispetto al verde molto forte. Allora, visto che abbiamo parlato di piante e di fiori, andiamo a vedere questo San Valentino con i fiori. Andiamo a vedere. A Treviso. Il titolo è Corona d'amore. Di cadenza in cadenza, scande l'ora il tempo. Fermarsi non può, come il cor che ama. Arde nell'anima il sogno e luce intensa accende corona d'amore. Cosa vuoi che ti dica? Sono fortunata di avere una poesia al giorno. E di avere un uomo così accanto. Sì. San Valentino, i cuori appesi nei negozi, le rose acquistate per la propria amata, i genitori che per questa giornata si sono ritagliati un po' di tempo passeggiando insieme. Guardi, in questo momento il regalo più bello che ci siamo fatti è riuscire a uscire insieme per questa giornata, visto che abbiamo una piccola e il bambino all'asilo, quindi ci siamo regalati una giornata insieme in città, insomma. La cosa più bella? Sì, avere tempo per stare insieme e riuscire a ricavarci degli spazi, dei ritagli di tempo, la cosa più bella, insomma. Anche i più giovani hanno pensato a come trascorrere questa giornata. Sì, ho preso trucchi, adesso prenderò fiori, ho preso anche delle sorpresine così, cose simpatiche, tranquille. Cioè, quindi giochini, cuoricini ovunque.
Come si chiama la tua? Giulia. Giulia, sarà contenta Giulia? Sì, contentissima, spero. Cena dove? A casa cuciniamo noi insieme. Casa libera, si prepara la cenetta, guardiamo un film, così. Ristoranti che hanno raggiunto il pienone in città. Pienissimo, non faccio altro che rispondere a chi mi chiama che non c'è posto per 2. Ho un paio di tavole per 4, ma per il resto tutto pieno, già da giorni. E come menù? Il menù è tradizionale nostro, solito. Non facciamo niente di particolare, facciamo i nostri piatti tradizionali. Nessun cuoricino ci dice, ma poi ridendo aggiunge. C'è il tiramisù sempre, e non c'è abbastanza. Ma c'è anche chi, scherzando, ha fatto il regalo per San Valentino? Certo. Che cosa gli ha fatto? Cosa le ho fatto? Ho fatto un ingrandimento fotografico di una foto dove era venuta fuori molto bene anni fa mia moglie. È un bel ricordo? Sì, rimane un bel ricordo, sì. Io stamattina mi sono svegliata male, veramente, non te l'ho neanche detto. Mai contenta. Non so perché. Mai contenta. Non so perché, forse ho fatto un sogno brutto, però avevo deciso di andare via. Cioè per San Valentino? Certo. Per San Valentino, per tutto il resto. Dottor Miotti, dica che non siamo forti. Calma, che ha detto bisogna vendere. Troppo bello. Dottor Miotti, come ci saluta? Allora io vi saluto dicendo che se noi lasceremo un'eredità in questa vita che è quanto abbiamo amato. E siamo imperfetti, ma possiamo impegnarci, quindi un incoraggiamento a tutti è proprio quello di impegnarsi nell'amore, che vuol dire amare noi stessi, sì, ma poi subito in ugual misura anche amare gli altri. Ecco, questo è quello che io voglio dire oggi. Grazie veramente, grazie al dottor Oscar Miotti di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta la direttrice della Casa Albergo. Prego, direttrice. La giornata dell'amore in tutte le sue forme, e quindi sono stati nominati i mariti, le mogli, gli amici e sono stati nominati anche le persone che svolgono lavori di cura. Anche questo è una grande forma d'amore, i volontari e le persone che abitano nelle residenze e che tra di loro si danno una mano. E quindi oggi è la giornata per pensare, ringraziare, abbracciare, mandare un pensiero a chi amiamo in tutte le sue forme possibili. Allora anch'io saluto mio marito, perché se lo merita veramente questo marito che la Mirella fa dannare nel vero senso della parola, però grazie veramente di esserci, grazie Dino. Cara. Prego. Vilma, cosa vuoi leggere? Tante robe, sta attenta. Qua volevo dire anche questo, che merito della nostra direttrice è nato un giornalino, il Giraborgo, e lei fa sempre l'introduzione con l'editoriale, sarebbe bello leggere tutto. Comunque grazie, a me piace dire grazie alla direttrice per questa cosa bella, che poi ha coinvolto anche tante altre persone a cui piace leggere e scrivere così. Bello. E c'è un momento proprio, la giornata della poesia, bello, che faremo anche fra poco, poesie che scriviamo noi, a chi piace, e poesie che ci hanno svegliato sentimenti e emozioni di altri poeti nel tempo più o meno conosciuti. Perché bisogna emozionarsi, vero? Bisogna emozionarsi, bene. Questa è la vita, sta attenta. Allora là dentro in Casa Albergo c'è una signora bravissima e carissima, e leggendo ho toccare te garazon Nedda, si chiama Nedda. La poesia per me è Nedda Burlini, la poesia per me, posso leggere tutto questo pezzettino qua, dicendo grazie a Nedda è brava. A tutte le età della vita l'essere umano ha bisogno di qualcosa di eccezionale che lo sollevi e lo allontani almeno per un po' dal peso delle sofferenze giornaliere. Sono tanto orba, non importa. È senza dubbio per me la poesia, questo dono meraviglioso che specialmente a questa nostra terza età malinconica può essere di grande aiuto. Il poeta amato Salvatore Quasimodo, premio Nobel, dice: ciascuno sta solo sul cuore della terra,
ciascuno sta solo, perché in fondo ognuno è solo, sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. E senti cosa dice. Questo raggio di sole lo dobbiamo sentire, riviverlo, riceverlo, usarlo per dare luce a noi stessi, un sorriso e un sincero aiuto fisico e morale agli altri e per non essere soli ed egoisti. Brava Vilma, grazie, veramente grazie. Brava a tutti quanti, anche a Nedda, brava a tutte quante, bravo Giancarlo, grazie Giancarlo. Grazie alla direttrice Laura Leonetti di aver veramente, e anche al direttore Giorgio Pavan, ringrazio per darmi questa opportunità, non è sempre semplice, a questa educatrice, accompagnatrice che è qua, che li ascolta, che li accompagnerà, che li ha portati. Queste sono le figure che non vedete mai, ma ci sono, sono nell'ombra, ma ci sono e fanno un lavoro immenso, perciò grazie a lei e a tutte le sue colleghe, grazie a tutti voi. Adesso sorpresa, pubblicità. Love is nature's way of giving, a reason to be living, the golden crown that makes a man a king. Once on a high and windy hill, in the morning mist, two lovers kissed and the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendored thing. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendored thing. Bellissima Nat King Cole con questa meravigliosa canzone, questo video, che devo ringraziare Andrea Basso, nostro tecnico regista, perché veramente hanno fatto veramente miracoli, ha fatto miracoli per fare questa puntata non semplice. Saluto Sofia Rossi e Gabriel Maria Lazzarini. Buongiorno. Grazie Gabriel di essere qui, grazie Sofia, che belli che siete. Prima cosa, guardate, sono poco belli sti ragazzi che adesso Vilma e Giancarlo premieranno. Guardate ragazzi che sorpresa vi fanno questi nonni. Tanti auguri. Tanti bene. Certo. Buona vita con tutto il cuore. Grazie. E tutto dipende da voi. Vogliatevi tanto bene, parlatevi tanto a cuore aperto. Ciao Gabriele. Grazie. Auguri. Grazie bene, mille. tesoro. Attenzione ai figli. Grazie. Grazie mille. Auguri, auguri, Grazie. auguri. Buon tutto. Auguroni. Grazie mille. Buona Grazie. vita, cari. Ecco qua che bella.
Auguri. Grazie Giancarlo, grazie Vilma, buon rientro, buon pranzo. Mi raccomando Vilma, un pranzetto particolare oggi, non state smentegate del tuo meglio. Grazie, grazie. Allora, grazie a voi, grazie. Allora partiamo con Sofia. Sofia, che giornata è oggi per te, soprattutto assieme a questo ragazzo? Loro hanno un amore grandissimo e io sono veramente orgogliosa di presentarveli. Un amore grande, un amore che forse va spiegato perché viene coltivato nel tempo, o sbaglio, sì. Sofia? E cosa vuol dire questo pensierino che grazie dobbiamo a Nicoletta Pesce che ha pensato a questo? Ecco, perché è un pensierino che poi ti porti, se si spera, per tutta la vita. Prego Sofia. Beh, non me l'aspettavo, è un bellissimo pensiero e questa giornata per me è molto importante. A parte che non ci vedevamo da una settimana e lui ha fatto comunque uno sforzo per venire qua perché ogni volta abbiamo 3 ore di viaggio per vederci. E come detto stiamo insieme da un po' di tempo, facciamo 3 anni a giugno e comunque abbiamo avuto anche noi le nostre difficoltà. Però... Come nasce questo amore, Sofia? Quando nasce? Dai, raccontacelo. Allora, nasce appunto 3 anni fa, mentre io stavo lavorando e lui era venuto nella palestra a fianco e mi erano scappati, diciamo, qualche bambino nella palestra e sono andata a recuperarli e lui là mi ha salutato, mi ha parlato e poi mi ha chiesto il numero di telefono. Subito? Sì, ma perché siamo stati fortunati, noi ci siamo messi insieme quasi subito, però alla fine stiamo durando tanto e non me l'aspettavo all'inizio appunto. Cosa ti ha colpito di Gabriel, Sofia, la prima volta? Dai. Beh, allora, la parte estetica sicuramente, perché è un bel ragazzo. La prima cosa che guardiamo, no? Esatto. Cioè, siamo così e dopo magari cambiamo, ma al primo colpo, mamma mia, sì, che bello. Anche perché non si conosce la persona, la conosci dopo, quindi ti innamori per quello. E poi lui è un ragazzo, magari non sembra da fuori, però è di un grande cuore. Ed è molto disponibile, molto gentile, mi fa un sacco di regali, fa un sacco di sforzi per me. All'inizio veniva anche 3 volte a settimana a trovarmi, che è tanto per me questa cosa. È tanto. Sì. Gabriel, cosa ti ha colpito di Sofia, il primo colpo che l'hai vista? Sorriso e occhi. Sorriso e occhi. Decisamente. Sorriso e occhi, decisamente. Quando mi ha guardato ho detto È la donna per me, è fatta apposta per me. Senti Gabriel, quanto è importante sentire Sofia dire che quello che ha colpito soprattutto è stata la tua gentilezza, la tua disponibilità, sì l'aspetto fisico, il primo colpo, ma poi si mettono insieme tante cose. Ecco, sei tu così? Oppure anche in famiglia ti hanno educato anche al rispetto della persona? Quanto importante è il rispetto, sapere che devi rispettare la persona che incontri? Prego. Il rispetto è fondamentale, assolutamente. È la prima cosa in assoluto quando incontri una persona e sicuramente impari a vivere con lei. Devi rispettarla in tutto e per tutto. Poi, vabbè, ci sono cose che magari puoi non andare d'accordo, altri in cui puoi andare d'accordo, altri che magari devi cambiare, altre che vanno accettate, perché magari ci sono alcuni difetti di una persona che rendono proprio per quello bello una persona, alla fine. Ascolta Gabriel, quello che vediamo in questi giorni, in questi mesi, in queste settimane, vediamo dei ragazzi che hanno perso il lume della ragione, ragazzi forse dovuto anche alla droga, ragazzi che forse non hanno la fortuna di aver avuto come Sofia dei genitori, salutiamo anche la mamma specialmente, papà Giancarlo e questa mamma meravigliosa, che le hanno invece fatto fare dei percorsi sportivi molto importanti. Ecco, quanto importante è capire che tu devi anche avere delle discipline, delle regole per fare un percorso che ti porterà sicuramente sulla buona strada. Cosa vuoi dire, Gabriel, a questi ragazzi? Le regole sono fondamentali, anche in una relazione come nello sport, perché nello sport se non hai le regole non riesci a stare in squadra, per esempio, a condividere dei momenti, anche a gioire assieme ai tuoi compagni, perché a parte gli sport singoli come il tennis o cose così, è sempre tutta una squadra.
Nella relazione è uguale, bisogna mettersi delle regole che vanno accettate, vanno condivise e vanno rispettate. Senza le regole sicuramente non si va avanti, la relazione non può svilupparsi e le persone poi iniziano a creare un conflitto fra di loro e si separano. Io penso di andare tanto bene con lei perché subito ci siamo messi delle regole e le abbiamo rispettate fino in fondo. La prima regola, ad esempio, qual è vostra? Chiedersi sempre scusa. Cioè noi non andiamo mai a letto senza aver risolto o chiederci scusa. Magari ci prendiamo 10 minuti, stiamo da soli, quando magari discutiamo, litighiamo, però sempre scusa. Sì, anche perché sennò il giorno dopo ti svegli che sei ancora di cattivo umore. Esatto. Ma comunque appunto il rispetto è molto importante, cioè anche se io non ho sbagliato o lui non ha sbagliato, magari ci siamo posti male, all'altra persona ha dato fastidio, quindi ci chiediamo sempre scusa. Senti Sofia, pensi che questo scusa viene capito perché di fronte a una persona che ti ama, che ti rispetta e perciò la scusa diventa più facile essere accettata, perché se tu avessi di fronte una persona che non ti ama oppure sei solo un oggetto, una cosa che appartiene a lui, la scusa non arriverà mai. Ecco, tu cosa vuoi dire a questi ragazzi invece che non riescono a capire con l'importanza di quello che ha detto Gabriel, il rispetto? Prego Sofia. Ma io spero che loro trovino il vero amore, perché magari una persona ha avuto delle delusioni in passato oppure ha i genitori separati e non credono più nell'amore, quindi anche questo può influenzare la situazione. Scusa comunque è anche soltanto una parola. Piccola ma grande, però servono anche i fatti e appunto serve disciplina e cioè il rispetto è molto importante, noi non ci insultiamo mai quando litighiamo, cioè per me è una cosa vietata sinceramente. E questo rispetto te l'ha insegnato anche la mamma, il papà, la famiglia, ecco il rispetto della persona? Sì, soprattutto la famiglia, poi anche la scuola. Scuola? Sì, anche lo sport, appunto convivere con le altre persone. Io ho fatto le mie esperienze anche nel lavoro, cioè è tutto un insieme che poi mi porta a convivere bene con l'altra persona, un insegnamento. Senti Gabriel, molti dicono che non avete voglia di fare niente, è là che fanno il minestrone, tutti i giovani sono così, non lavorano, non fanno lavori umili, ecco, sono poco intraprendenti, io so invece che tu lavori, sì. Ecco, cosa vuoi dire? Ecco, com'è? Che messaggio arriva a voi Gabriel, che messaggio senti nell'aria? Allora, innanzitutto non è vero che non abbiamo voglia di fare. Lavoriamo, poi c'è chi ha più possibilità magari a fare determinate cose e chi altre. E questo va sicuramente notato, ecco. Perché non tutti, secondo il mio punto di vista, sono adatti a fare lavori di determinati tipi. Magari persone più timide, se vogliono sbloccarsi, possono lavorare in bar, per esempio, che se tanto a contatto con la gente o fare il cameriere, però se vogliono fare qualcosa di più discreto possono anche lavorare magari in regia, come dicevamo prima, ai computer, fare cose del genere, comunque è un bellissimo lavoro e niente, io sono una persona molto estroversa, quindi mi capita di fare lavori come quello che faccio adesso, il barista, e io mi trovo benissimo. Poi però c'è una cosa a dire che mi è capitato questa stagione lavorativa, che però a noi ragazzi, soprattutto giovani, sembra di no, però ci danno di meno e ci usano di più. Perché effettivamente io ho passato per esempio un'intera stagione facendo 3 giorni di riposo. Solo 3, lei uguale. Facciamo pochissimi giorni di riposo, prendiamo un po' di meno, ovviamente da chi ha più tempo sì, ma anche magari certe persone che fanno meno di noi e veniamo sfruttati ed è anche per quello che nel mio caso no e nel suo no perché comunque abbiamo voglia. Però tanti ragazzi si demoralizzano perché dicono cavolo, io dovrò passare tutta la mia vita così? Senti Gabriel, un'altra cosa che vorrei parlare con te, poi anche con Sofia, sì. Questa rabbia che vedo in molti ragazzi, questa rabbia, secondo te cosa è dovuta a questa rabbia? Io non sono dell'idea che sia cattiveria, proprio rabbia, una rabbia che sfoghi nella maniera sbagliata, ma io vedo molta rabbia più che cattiveria. Tu cosa vedi? È non avere una strada, uno scopo. Nella vita quello che fa la differenza è trovare uno scopo, perseguirlo fino in fondo e con tutte le proprie forze. Se il tuo sogno è, il mio per esempio, a me piace tantissimo la moda,
è creare un brand abbigliamento. Ma dai! Sì, è creare un brand abbigliamento e significare qualcosa per qualcuno, neanche il fare soldi. Io voglio che quello che io creo, le persone lo indossino perché gli piace e creare un qualcosa che emozioni le persone. Io da adesso fino alla fine della mia vita, anche quando avrò 80 anni, se non ce l'avrò fatta, io avrò l'anima in pace e dirò ok, io ci ho provato, ho vissuto una vita provando a fare ciò che mi piaceva. Per me i ragazzi si arrabbiano e fanno cose brutte come fanno adesso, anche in giro per le strade, i Maranza che distruggono tutto. Ecco, spiega cosa sono i Maranza, da Gabriel. I Maranza sono persone, ma neanche di una nazionalità, perché italiani, albanesi, africani, non importa, siamo tutti uguali. Sono persone per me che non hanno uno scopo e che non hanno nessuno che li guida. Se hanno qualcuno che li guidasse, io ho visto persone che erano considerabili Maranza trasformarsi con una guida, con uno scopo, gli dicono tu fai questo, vedrai che ti porta a qualcosa. Loro cambiano, diventano persone gentili e fanno quello che devono fare. Quindi per me è solo una questione di scopo, aiutare una persona a trovare la propria strada. Sofia, cosa dici tu? Beh, io sono d'accordo con Gabri. Comunque, secondo me, bisogna essere più duri quando sono piccoli nell'educazione, perché secondo me al giorno d'oggi, anche nella scuola, manca un po' di durezza, perché poi i ragazzi finiscono per fare quello che vogliono perché non hanno paura. Basta vedere anche la polizia che non ha più tanto quel potere per anche semplicemente difendersi. Poi loro pensano di poter fare quello che vogliono e allora vanno a rubare, fare tutto quello che fanno, che a me non piace per niente. Quindi sicuramente aiutarli trovando una strada, appunto, uno scopo, già li impegna nel fare qualcosa. Secondo me sì. Lo sport, ad esempio, Sofia, quanto potrebbe aiutare questi ragazzi? Studio, anche un po' di lavoro che non fa male, dico io, sì, ma soprattutto lo sport. Tu vieni da una famiglia sportiva, perciò anzi salutiamo anche papà Giancarlo, che lui con il baseball ha creato veramente una nuova disciplina, ecco, perché e sta raccogliendo anche tanti ragazzi, lui li va anche a cercare, specialmente anche qualche Maranza, vero Gabriele? Perché Giancarlo è fatto così. Dovrebbero premiare questo uomo che va nei parchi a vedere come funziona. Prego Sofia. Lo sport è molto importante, io faccio sport, anche Gabri fa sport, che gioca a calcio, e vedo che a volte quando mio padre va nelle scuole c'è sempre qualcuno che sgarra un attimo, però appena mio padre si impone, gli mette delle regole, lui ascolta, comunque segue le regole. Cioè, lo sport è una forma di educazione, quindi sicuramente serve, perché devi imparare a convivere con la squadra, ad aiutarti con i compagni, ma anche te stesso, cioè devi impegnarti a raggiungere degli obiettivi, quindi sì. Senti Sofia, cosa pensi nel futuro? Ecco, come vedi il tuo futuro con Gabriel? Allora, a me piacerebbe intanto convivere sicuramente. Io sono già andata a casa sua, conosco benissimo i suoi, e anche lui i miei ovviamente. Prima però viene l'università, perché è anche importante il mio futuro sotto il punto di vista dello studio. Cosa studi, Sofia? Io studio lingue, faccio il liceo linguistico, però sicuramente andrò verso la strada della medicina, oppure biologia, devo vedere ancora. Poi a noi piace un sacco viaggiare, scoprire il mondo. Siamo andati a Vienna a novembre, dopo il mio compleanno, ed è stato bellissimo. E ci piacerebbe andare però nei posti non turistici, cioè più all'avventura, tipo Marocco, Africa, cose del genere. E niente, vabbè, anche una famiglia sicuramente. A me piacciono un sacco i bambini, però più avanti. Calma e sangue freddo, vero Sofia? Calma e sangue freddo, Gabriel. Gabriel, tu come vedi il tuo futuro? In giro A parte la moda? In giro per il mondo. In giro per il mondo. Assolutamente, come dice lei, viaggi, viaggi e viaggi. Io sono uno di quelli all'avventura, come ha detto lei, prossima tappa a Marocco. Perché Marocco? Non lo so, l'ho trovato a caso, ne ho parlato con lei, abbiamo visto, abbiamo visto un po' di posti che c'erano in Marocco e poi a me piace comunque queste cose qua, quindi mi sono messo a realizzare un po' l'itinerario guardando i prezzi e cose, ed è proprio un viaggio all'avventura, prendiamo un'auto e ce lo giriamo tutto in auto. Senza problemi? In mezzo al deserto, sulle montagne, tutto così. Per me un futuro così, poi vabbè fino a un certo punto, perché poi dopo un po' bisognerà comunque stabilizzarsi in un posto e poi i viaggi diventano
uno ogni anno, comunque cose così. Però il primo periodo per me viaggi. Tu dei lineamenti a casa vedono che tu non sei veneto, metà e metà. Sì. Com'è la storia? Contiamo chi è Gabriel, perché a me piace molto questa storia. Vai Gabriel. Ok, io sono un ragazzo tranquillo, sono nato a Venezia, abito a Cavallino Treporti. I miei genitori sono uno italiano, mio padre, sempre vissuto Venezia e dintorni, e mia madre invece è dominicana. Che ho conosciuto, fantastica, di un'allegria unica, vero? Sì. Nata in Repubblica Dominicana, lei è venuta qua quando era piccola, quando aveva 20 anni, 19 così, e ho conosciuto mio padre in battello a Venezia, si sono innamorati e poi sono nato io e da quel momento non si sono più separati. È 22 anni che stanno assieme. Sentite che storie ci sono. Senti, cos'è per te l'integrazione, Gabriel? Perché si fa così fatica a capire invece che il diverso non è diverso, è una persona con la quale tu devi confrontarti, devi portare rispetto, devi capire. Cos'è l'integrazione per te, Gabriel? L'integrazione è sapersi ambientare secondo le regole di un paese. Poi, secondo me, si sbaglia da ambo i lati, perché ci sono persone, ovviamente non tutte, perché alcune persone sono brave e lo capiscono, però ci sono persone che a parer mio sbagliano sia da una parte all'altra. Sicuramente adesso stiamo parlando della generazione nordafricana, quindi Marocco, Algeria, quei ragazzi là, che purtroppo fanno casino anche in giro per i treni, nelle piazze, così. Cioè noti più che sono loro questi che creano confusione, diciamo? Beh, sicuramente, perché loro sono la seconda. La prima generazione è arrivata in Italia, sono stati tranquilli, si sono integrati bene, hanno saputo adattarsi. Adesso invece siamo in un'epoca in cui non c'è più, diciamo, non è più rigoroso fare alcune cose per via del politicamente corretto forse, del fatto che adesso se fai una cosa magari vieni recriminato, se dici una cosa vieni recriminato, allora loro si sentono in dovere di poter fare ciò che vogliono. Però messi sotto le giuste regole, secondo me fanno cose giuste e come le persone magari italiane non devono avere pregiudizi verso di loro, perché ci sono ragazzi fantastici. Il mio migliore amico è del Marocco, lui è marocchino, è un ragazzo fantastico, si è integrato benissimo, sua madre è fantastica, suo padre purtroppo non c'è più, però insomma ha avuto una storia difficile, però è veramente un ragazzo d'oro. Io gli voglio un bene incredibile. E lui Cos'è il bene tra ragazzi? Ecco, l'amicizia, ecco, avere un qualcuno, i valori dell'amicizia, ecco, è questo, anche perché io vedo questi ragazzi, quando sono, diciamo, in gruppo, ecco, loro hanno sempre un qualcuno che è il famoso bullo, sì, è il capo, diciamo, capobranco, ma nel momento che perdono questo, loro sono niente. Il problema è che anche questo bullo, se perde loro, non è niente. Esatto. Sono niente tutti, non è che ci sia quello più forte e quello più debole, sono tutti deboli e fragili. Il problema è che dobbiamo capire come accompagnarli. Secondo te cosa si potrebbe fare? Perché non sono tantissimi rispetto a quelli bravi, come dici tu, che non hanno nazionalità e colore. I buoni e i cattivi ci sono dappertutto e non c'è niente da fare. Secondo te cosa si potrebbe fare? Perché non vedo tanta voglia di fermare questi, cioè tavoli, ecco, incontri, ma alla fine cosa si potrebbe fare? Tu hai detto una cosa importante, incontriamoli, parliamoci, vediamo cosa c'è dentro di loro, da cosa nasce questa rabbia, questo anche risentimento verso anche delle persone anche diversamente giovani. Abbiamo visto a Venezia questa anziana fatta cadere per pochi, come si fa? È una cosa impensabile. Ecco, cosa vorresti dire? Ecco, quale sarebbe secondo te la forma per aiutarli a uscire da questo percorso terribile? Perché farà molto male a loro se continuano così, perché poi ne pagheranno le conseguenze. Prego, Gabriel. Allora, per aiutarli ad uscire servono delle persone che gli stiano dietro, come dicevamo prima, dandogli proprio questa questione dell'obiettivo, perché come ho detto prima, senza l'obiettivo loro prendono brutte strade. Cioè, secondo me così non c'è altra strada, perché si sente spesso di ragazzi che senza obiettivi fanno casino. Cioè, quello fanno. E di sicuro il carcere non aiuta, di sicuro nel minorile, nel penale. No, il carcere non aiuta, anche perché comunque loro vengono da situazioni difficili.
per loro è molto difficile già relazionarsi con delle persone. Poi il fatto che, come dici tu, da soli sono nessuno è per il fatto che hanno un carattere debole, perché di solito sono le persone col carattere debole che da sole fanno fatica. Chi ha un carattere forte non ha paura di stare da solo. Io non ho paura di stare da solo, so che prima o poi io troverò la mia strada, ho quelle cose da fare, so che lo devo fare. Chi invece è più debole ha paura della solitudine, quando in verità la solitudine a volte è anche un pregio. È saper conoscere se stessi, l'eco di se stessi. Quindi... Può essere anche un'amica o la solitudine, sì. una grande amica. Senti Sofia, un'altra cosa che volevo chiederti, ecco, questo lavoro, come tu hai detto, questa lontananza, eppure c'è questo grande amore, più di 3-4 giorni non resistete se non vi vedete, ecco, fate tanti chilometri. Cos'è questa cosa che sentite che bisogno di vedervi, di toccarvi, di accarezzarvi? Sono questi i bisogni alla fine, anche di parlare tra di voi, l'intimità, questa intimità che avete creato. Quanto siete lontani? Quanto vi manca? Beh, allora, noi appunto resistiamo perché alla fine ci vediamo quel che possiamo, una volta a settimana, a volte neanche, ma è una cosa spontanea l'amore, cioè io non stavo cercando nessuno quando l'ho trovato, io ero tranquilla, stavo bene da sola e infatti non pensavo, però alla fine penso sia anche una scintilla appunto, quando vedi una persona poi la conosci bene e non riesci a fare a meno di quella persona, cioè per lui oltre ad essere il mio ragazzo è anche il mio migliore amico, cioè possiamo scherzare, fare di tutto, cioè è anche famiglia per me. Io mi trovo benissimo e non lo so, cioè... L'atto del carattere che ti piace di più di Gabriel qual è? Allora... Beh, lui che mi sopporta sempre, anche quando cioè, io sono triste oppure sono arrabbiata o mi va male qualcosa, lui è sempre pronto a supportarmi. E anche quando magari gli faccio io un torto, tra virgolette, che discutiamo, lui è sempre pronto a fare il primo passo se vede che io sono molto chiusa. A me piace molto perché non tutti fanno questa cosa. Molte coppie, per esempio, non trovano mai un compromesso, rimangono sempre a litigare, quando il problema si trasforma nella coppia, ma non è quello il problema, è la situazione che si è creata. Cioè, bisogna distinguere. Ti piace di Gabriel la gioia di vivere che ha? Perché guarda, sprizza gioia da tutti i pori. Cioè, non so se voi a casa lo vedete. Facciamo un bel primo piano di Gabriel. Lui è sempre sorridente, ha una voglia, una gioia di vivere, guardatelo, che proprio traspare. È questo forse che tu non sapevi ma ti ha colpito, questo sorriso, questa... No, sicuramente, cioè, mi piace che è sempre una persona attiva, ha sempre da fare, scherza sempre, cioè, sul serio. Io invece sono un po' più pigra, però mi sta aiutando anche in questo, anche nella mia timidezza, oltre al lavoro che mi ha aiutato un sacco. Anche conoscere Gabri mi ha aiutato. Tu studi e lavori? Allora, io adesso studio, sono in quinta, quindi ho la maturità, però ormai da 2 stagioni che vado ogni volta a lavorare, mi faccio 3 mesi circa, senza giorno di riposo, ma per mia scelta questa volta, non perché sono obbligata, ma ci tengo molto al lavoro, a farmi... È vero che siete pagati poco? Ma dipende, secondo me in un lavoro normale sì, cioè io vendo frutta e verdura, quindi è un lavoro normalissimo il mio, però in stagione magari trovi un po' più di soldi, nella stagione estiva, ma penso che se non lavorassi in stagione estiva per me sarebbe abbastanza difficile, infatti anche per l'università dovrò trovarmi un lavoro più serio, non lo so, ma devo vedere un attimo. Senti Gabriel, un'altra cosa importante è da capire, secondo te questi ragazzi come te che hanno questa creatività dovrebbero essere più supportati anche economicamente, quando vedi che uno ha voglia di fare, cercare di avere dei punti di appoggio per partire, perché se dammi il gioco sì, però devo trovarmi anche il gioco e non è semplice, partite IVA, costi, cosa vorresti dire? Come vorresti la politica che fosse per voi giovani anche a livello imprenditoriale? Beh, a livello imprenditoriale sicuramente in Italia ci sono molte tasse, infatti la famosa fuga di cervelli cosa ci dice? Che laureati italiani vanno all'estero
perché in Italia pagano troppe tasse, ma non solo privati che hanno partita IVA, anche persone che lavorano normale. Magari un datore di lavoro in Italia, se sei un medico per esempio, come vuole diventare magari lei, ti pagano, non lo so, 1.300-1.400 al mese. Se vai già in Svizzera, in Francia, in Germania, magari non si alza di tanto, però da 1.300 passa a 1.500 e quei 200 euro poi a fine mese, se è una persona normale, alla fine fanno la differenza, perché magari una bolletta in più, un po' di cibo in più, cose così. Quindi... Ma quando andate a lavorare, appunto, fate le stagioni estive, voi dovete prendervi l'appartamento, dovete pagarvi tutto, oppure vi viene rimborsato qualcosa? Dipende da persona a persona, perché per esempio lei ha la fortuna che ha il padre che viene in campeggio, quindi lei ha dove stare. Io abito là vicino, quindi ho dove stare, però per esempio colleghi miei di lavoro di questa stagione abitavano a Oderzo, per esempio, che è abbastanza distante da dove si lavora, sarà un'oretta, 40 minuti, e non potevano fare di nuovo così, anche perché i turni di lavoro comunque sono molto lunghi, perché in quest'ultimo lavoro no, però dove ho lavorato addirittura ancora prima erano anche 10-12 ore, e fare 10-12 ore più tutto il tragitto, ritornare con tutta la benzina che spendono, gli danno l'appartamento, però l'appartamento ovviamente ha un costo, quindi a parte tu che ti devi comprare il cibo, se uno che abita là prende magari in stagione, perché in stagione i prezzi sono più alti degli stipendi, magari uno in stagione prende 1.600-1.700, con l'appartamento prende 1.400-1.500, gli levano i soldi dell'appartamento, quindi sì, avere l'appartamento o abitare vicino al lavoro fa tanto la differenza. Avete capito, abbiamo scoperto anche tante cose, questi sono i nostri bravi ragazzi, li abbiamo e bisogna accompagnarli bene. Che giornata sarà oggi, Sofia? Com'è la vostra giornata? Allora, come sarà la vostra giornata? Oggi un po' impegnativa con la scuola, lo sport, però lunedì è il suo compleanno e gli farò un bel regalo, quindi... Sì, non si dice regalo, no, non si dice. Perché è regalo, non si dice regalo. Non si dice, però... Sarà un bel regalo. E tu, Gabriele, che giornata sarà oggi? Dedicata a lei. Tutta dedicata a lei. Ma quanto bene vuoi sta ragazza, Gabriele? Una marea. Una marea di bene. Si sente. Senti, Gabriele, quando hai ricevuto questo cuoricino, anche Sofia, cosa hai provato? Perché era una cosa che voi non sapevate, trovare questi nonni che vi accarezzavano, che vi parlavano. Vilma cantava la voce che avete sentito sottovoce intanto che voi la sentivate. Ecco, cosa hai provato? Ti sei emozionato? Sì. Sinceramente sì. Vedere alla loro età, poi io presumo siano insieme, loro siano una coppia, da quindi tanti anni. Vedere la loro età anche così uniti è bello, è proprio un sogno. E questo cuoricino cosa ti ricorderà? Lo porterai con te? Ecco, che ricordo sarà per te? Che giornata sarà per te? Ecco, quando aprirai questa scatoletta e vedrai questo cuoricino, la prima cosa che ti verrà in mente cosa sarà? Il vero amore, il loro vero amore. Quindi aver visto il loro vero amore di come si vogliono bene, e sicuramente la porterò da adesso in poi per il resto di tutti i tempi, quindi grazie, anche grazie. perché è bellissima. Fa piacere anche a Nicoletta Piovesan che ha pensato a questi doni questa mattina. Questi sono i doni preziosi che non dimenticherai mai, perché è una cosa particolarissima. E tu, Sofia, quando hai ricevuto questo cuoricino dal nonno? Sono stata felicissima, mi sono un po' sciolta perché non me l'aspettavo. Poi appunto vederli così insieme, anche a una certa età, spero che sia anche il nostro futuro, insomma. Perché il tuo futuro lo vedi con Gabriele? Sì, sicuramente. Poi, come hai detto, sono piccoli gesti che sono comunque importanti anche nella coppia. Magari dei cioccolatini, una rosa, ogni tanto fa la differenza. Una canzone, perché noi vi lasceremo con questa canzone, ecco, di Bocelli, questo amore meraviglioso che l'avete visto, un coronamento, che chiudiamo questa trasmissione di San Valentino proprio con Sofia Rossi e Gabriele Maria Lazzarini, proprio per capire l'importanza dell'amore. Questi sono i ragazzi, questo è l'amore che non cambia mai, passano gli anni, ma l'amore, i baci, le carezze, le coccole sono sempre quelle. E vi prego, uomini, donne, questa mattina, oggi, tutta la giornata, pensate ad essere felici, magari con un bel abbraccio e con un bel bacio. Grazie, grazie ragazzi, veramente grazie, e vi lasciamo con questa bellissima canzone. Buon San Valentino a tutti, ciao!
Questo amore splendido è la cosa più preziosa che possa esistere. Vive d'ombra e dà la luce, tormento e pure pace. Inferno e paradiso d'ogni cuore. Love is a mighty splendid thing, come il sole, più del sole, tutti ci è qualcosa di reale che incatena i nostri cuori. Amore meraviglioso, vive d'ombra e dà la luce, tormento e pure pace, inferno e paradiso d'ogni cuore. Sì, questo amore splendido, come il sole, più del sole, tutti ci illumina. È qualcosa di reale che incatena i nostri cuori. Amore meraviglioso, Thank you very much.